Amici belli, allora cominciamo, perché tanto non è che migliora, cioè non è che io se aspetto un pochino in più la cosa migliora, non è che se aspettiamo un pochino questa squadra improvvisamente prende la porta, non è che se aspettiamo un pochino Mario Rui si aggiusta i piedi, oppure quell'altro invece di tirare in bocca al portiere, perché tirate in bocca al portiere, molto spesso tirate in bocca al portiere, poi ci sono anche dei tiri pericolosi, io me li sono segnati tutti me li sono segnati tutti, Gio Pellecchia. Se hai qualcosa da dire, dillo adesso o taci per sempre, perché io stasera non so come fare. Quindi niente, non c'è niente da dire. Vado in difficoltà, perché se va in difficoltà lui e non dice niente, come vi spiego sta partita? Come ve la spiego sta partita? Come ve la spiego? L'avete vista? Non vi devo spiegare niente. Vi faccio il recap così ci ricordiamo almeno le azioni. Zielinski, il tiro primo, parato. Il secondo, quello di Lozano, era troppo lontano, parata facile. Terzo tiro di Di Lorenzo, parata facile. Dopodiché Maksimovic decide di fare quello che fa. Pandev, bravissimo Pandev. Lozano tira bene, parata difficile. Petagna traversa. Si è alzato poco da terra, però si era alzato da terra. Traversa. Elmas da solo, parata. Mario Rui alle stelle, poi dopo c'è pure Mario Rui, c'è pure un altro tiro di Zielinski parato e poi un tiro di Mario Rui che finisce vicino all'incrocio dei pali. Secondo tempo, Politano alto, Osimhen altissimo, l'occasione di Osimhen, Insigne, un'occasione per Insigne, dopodiché il tiro di Demme, quello pericoloso, quello che Perin fa il miracolo, poi c'è il palo di Insigne clamorosissimo, il gol di Politano, l'occasione di Elmas finale e il rigore, direi netto, e venetemelo a dire, poi si può parlare, chiunque vedrà cose diverse, ma per me era netto, forse perché sto in difficoltà, non lo so, chiedo anche a voi come l'avete visto, perché io lo sapete, avete visto la reaction, no? E se non l'avete vista andatela a vedere e tornate subito, nel frattempo che voi mi lasciate i primi like. A quanto stiamo? Fatemi sapere a quanto stiamo, che io nel frattempo vi saluto. Giancarlo Pacelli, Francesco L, Felice, mi sono perso uno, Claudio Calise, c'era un Felice, The Metal, Roberto Ciambelli, Giorgio Mele, saltano i messaggi alla grande, Marcello Pio, Giorgio Reale, Maurizio Giordano, Tendra Kai, Stefano, Baby Fox a 75, 75, se ne siamo 140, mi fermo, faccio silenzio assoluto. Faccio un silenzio assoluto perché voi like dovete capire come funziona YouTube. I like non sono per il Napoli, sono per me. Sono per me che io non volessi sbariare in giro. Ecco. Ringrazio Giovanni, che non è Lollino, è Giovanni. Grazie mille, amico mio. Grazie sempre, non grazie mille, grazie sempre. Grazie ogni volta. E quindi fate salire un attimo i like, perché vi ripeto, non è una questione che il Napoli ha vinto, mettiamo i like, no, è che Valerio Fluido sta qua, invece di andarsene a suonare, per dire, mettiamo i like per lui che comunque viene qua e ci fa sfogare, perché alla fine voi dovete sfogare. Buonasera Chris, buonasera Evelyn, Manu Player, Solo Football, netto, ma secondo me pure è netto, poi si dirà quello che si dirà. Leggo Gattuso out e bestemmio, ti offro un caffè, grazie Tore, amico mio,
non lo so se oramai è un refrain, no? È un ritornello che oramai la gente si è imparata perché è la cosa più facile da dire, ma chi dice Gattuso out oggi è perché viene pure Lino Bailo mi stavo perdendo, grande Lino, grazie anche a te amico mio, grazie anche a te. Comunque chi dice Gattuso out stasera non sa vista partita, perché come dirlo dopo la partita dello Spezia, anche se c'è una differenza che mi facevano notare, la partita con lo Spezia sì ci siamo mangiati gli stessi gol, gli XG probabilmente saranno uguali, però con lo Spezia eravamo andati noi in vantaggio e Levitan Artemius Blow, mettete sti like, non fatelo intossicare ulteriormente. Ha ragione Alberto, perché ulteriormente, perché sto indussacato? Perché io vi devo parlare di una partita, vi voglio parlare di una partita, vi voglio descrivere il 4-3-3 puro, anche con Politano in campo 4-3-3 puro, perché poi ci sarà l'approfondimento tattico, Politano mezzala a tutti gli effetti, mezzala, e quindi un'ulteriore possibile soluzione per quando Fabian non ce la fa in un futuro, ma in questo momento non si può andare avanti così, è troppo accanimento anche della sfortuna, perché voglio capire, uno vuole lamentarsi che ti manca Koulibaly, sei costretto a mettere Maksimovic, uno può dire anche metti Ramani da titolare, uno può dirlo e non ho niente per confutarlo, Ramani poteva giocare di più così magari era più pronto, si può dire tutto, ma non mi venite a dire che il Napoli oggi non meritava di vincere, perché mi sentirei male. Charles Bukowski, un caffè di consolazione a chi ci consola nel bene e nel male. Questa è bellissima sta frase, amico mio, grazie, perché lo sapete che veramente nel bene e nel male, veramente al di là dei risultati, io qua sto per voi e per me, nel senso che serve anche a me sfogarmi con voi, che mi ascoltate, e veramente è una mutua relationship, è così. Andiamo a salutare un po' di persone, dai. Lascia stare mister microfono, lo faccio con i fogli di carta perché così non si fa male, però è un mio modo di sfogare senza rompere niente, capito? Top, Valerio Portamale, mentre Pioli a culo, quindi Milan 15 rigori, Napoli 2. Io porto male? Niente di meno, top. Vabbè, se porto male, vabbè. Guarda che io mi guardavo le partite anche quando vincevamo le partite all'inizio. Se porto male io, prendetevela con me, che già dice. Vale tutto quello che vuoi tu. Sì, davanti abbiamo giocato bene, ma se qua non si vince qualcuno deve pagare e quel qualcuno può essere solo Gattuso o sbaglio? Vogliamo arrivare a ottavi. Gigli, perché questa regola del calcio che qualcuno deve pagare? Tu devi analizzare. Se si analizza e si dice guarda, purtroppo la squadra non ti segue più, hai perso completamente le redini dello spogliatoio e rischiamo di andare oltre il seminato perché stiamo dall'altra parte della classifica, e vabbè, ma che tu esoneri Gattuso adesso, risolvi, cioè deve scattare qualcosa nella classifica, perché non ho capito che cosa cambierebbe. Non aggiusti i piedi a Mario Rui e un altro terzino non ce l'hai. Tu dici hai giocato malissimo, ti sei fatto mettere sotto dal Genoa. Purtroppo questa squadra serve un'altra gestione tecnica. E vabbè. Ma stasera la reazione rispetto alla partita con l'Atalanta, perché la partita con l'Atalanta noi siamo stati tutti chiusi in difesa di necessità virtù, perché sapevi di essere incudine, oggi sapevi di essere martello nonostante le defezioni, sai di essere più forte del Genoa, ti metti subito in condizione di segnare e di dominare la partita, perché l'hai dominata la partita, e dopodiché i regali e la sfortuna. Insigne non conta una mazza, manco dalla panca, niente incitamenti, suggerimenti, sfasteriato sulla panca, bella vita,
LP, non lo so, io questo ovviamente i microfoni sono alti, nella telecronaca si sentiva alluccare una continuazione, però sì, non ho sentito Insigne, ma non lo so se manca la sua leadership, sicuramente mancherà quella di Mertens che invece lo fa, ce l'ha dimostrato. Però io non lo so, oggi non lo so. Tutte le cose sono giuste, ma boh. Buonasera Ciubecca, ti ho girato su Instagram 2 rallenti, immagini che si commentano da sole. E dopo le vedrò, amico mio, grazie. Capitan Giovi, sono rassegnato. Lo capisco. Foster Fiasco, Stracoto Valerio, troppa ignoranza. Erberto Farese, la gestione tecnica sicuramente va cacciata tutta a fine stagione, Gattuso non è un allenatore da Napoli. Io volesserei per Sfizio, ma magari lo vediamo in un'altra squadra, non lo vedremo nella squadra nostra sicuramente perché a fine anno si cambia. Salvatore ci dice, io meglio di Mario Rui. Salvatore, io non voglio nemmeno chiederti se tu hai giocato a livelli amatoriali, eccetera, eccetera. Mi sento di darti ragione, mi sento che probabilmente sì. Comunque di Mario Rui io, ragazzi, a me sembra che giochi scocciato, cioè sembra che ogni tanto è un fatto di concentrazione, perché quando tu hai il piede di Mario Rui è molto educato, è impossibile che tutti i tiri debbano finire in tribuna, in curva, eccetera, eccetera, i cross male proprio. È impossibile quando hai quella tecnica, perché la tecnica te la dà il Signore e te la sviluppi giocando a pallone. Quando hai quella tecnica, io vedo sfasteriamento, io vedo che il pallone, lui non ci provava nemmeno a puntare l'uomo non ce l'ha, però il pallone all'indietro di Mario Rui, con quella gamba a dire vai, riprovaci tu, perché c'è sta una annanza. Non ci ragiono proprio. Poi nel secondo tempo alla fine ha tentato di lanciare un pochino lui lungo, ma perché non c'erano più soluzioni, però un paio di volte Insigne è scattato e lui non l'ha lanciato. Veramente io cerco fino alla fine di non attaccarmi mai ai singoli, ma fanno la differenza, a certi livelli fanno la differenza, perché alla fine della fiera noi stavamo in pieno controllo, in pieno dominio, Maksimovic sbaglia il passaggio su Dem, gol di Pandev. Il secondo gol non mi ricordo bene, nella reaction io faccio notare che c'era un fallo non chiamato e poi l'azione si sviluppa e poi arrivano al gol. È un'azione ben manovrata, si possono dare meriti al Genoa, perché comunque non era un fallo clamorosissimo che uno dice come ti sei permesso. Altri falli clamorosissimi sì, ne ho visti e non sono stati chiamati, i soliti falli su Lozano che doveva comunque, meritavano cartellini gialli, una continuazione, e purtroppo il rigore, ma non avrebbe cambiato il nostro editoriale, capito? Cioè se facevamo 2-2 si smuoveva un po' la classifica, recuperavi un punto sulla Roma, e che era importantissimo, e pareggiavi il punto perché hai perso un punto sull'Atalanta. Questo è il problema gravissimo, gravissimissimo, che non abbiamo smosso la classifica e di mano ci sagli con la Lazio sicuramente, ma questo al di là. Il rigore, se fosse arrivato il 2-2, comunque ci sarebbe stato stretto per quello che abbiamo creato e fatto. Ve l'ho detto a inizio live. Non lo so. Cerchiamo di salutare più gente possibile. Ragazzi, vi dico, siete 300. Allora vi voglio dire una cosa importante. Alcuni di voi che non sono iscritti al canale, se vi va, iscrivetevi al canale, perché ho messo una premiere, ho messo già il video che uscirà martedì. È una live che ci guardiamo insieme, è un video bellissimo di un'intervista per una radio colombiana, una cosa spettacolare, quindi vi invito, fatelo per me, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un like adesso e poi martedì sera facciamo una cosa straordinaria, però ci sono altri appuntamenti. Vi voglio dire, molto spesso quando siete tantissimi, e io vi ringrazio, non riesco a prendere i messaggi, ma perché StreamYard non li carica tutti, me ne sono accorto perché poi mi riguardo la chat. Quindi io faccio di tutto, siamo 300 come gli Spartani, faccio di tutto, se non riesco a prendere qualche vostro messaggio e tu dici ma come, leggi sempre gli stessi, vi giuro che non lo faccio apposta, però vi prometto, e lo possono testimoniare, ditelo in chat voi che siete gli uomini della prima ora, che poi quando fate i commenti sull'approfondimento tattico di domani mattina io rispondo a tutti,
a tutti quelli che mi fanno domande e chiedono delle cose. Importante questa cosa qua, ve lo volevo dire. Allora, Salvatore again. Oh, senza messaggio, amico mio, senza messaggio. Grazie sempre. Salvatore Marra con i compagni che perdevano 2-0, Insigne con quella scena l'ho vista, amico mio. Che sghignazzava, quella scena l'ho vista, l'avevo rimossa, ma l'ho vista, sì, brutta immagine. Anonymous, ti offro una birra così mi fai compagnia, il Genoa ha fatto un'ottima partita e non bisogna dimenticarlo, non raddoppiava le marcature, le triplicava, poi il nostro solito on-off, Maksimovic, Mario Rui, e poi mi sono perso il resto, ma è chiarissimo il tuo messaggio, amico mio. Sì, loro hanno fatto una buona partita, ovviamente lo vogliamo chiamare anticalcio, lo vogliamo chiamare di catenaccio e contropiede, sono usciti anche bene quell'unica volta, Pandev è una sentenza, sicuramente sì, però io se fossi a Ballardini qualche cosa glielo direi, perché tutti questi tiri che sono arrivati alla porta di Perin, in un'altra partita capace che ne prendi 6 come all'andata, quindi non lo so se loro possono essere contenti della prestazione. Buonasera Vale, bravo Simen, grande secondo tempo, pure passe, nomi nuovi, bene, mi fa piacere vedere nomi nuovi. Sono troppo dispiaciuto per Gattuso, è un uomo vero, allenatore preparato, Insigne sghignazzava contro Mario Rui. Penso un po' addosso Mario Rui, ma giustamente, ragazzi, no, avete ragione, non ce la faccio. Io ho visto Insigne ridere e so che quel ridere non è per soddisfazione, ma è come quando io rido quando perdiamo dopo che bestia, quel ridere di nervoso. Questo può essere, Monzese, questo può essere, perché nella mia reaction c'è pieno di risate, quelle là amare, quelle là è chiaro. Sì, questo sì. Ciao fratello, non ho visto la partita, ma Manolas è grave e non so le condizioni, amico mio, però è uscito dolorantissimo. Quando si tolgono la scarpa per non far gonfiare ghiaccio subito, potrebbe essere una brutta botta. E quindi rimaniamo obbligati con Maksimovic e Rachmani, con possibile adattamento di Di Lorenzo. Io non so come descrivervi questa situazione. Paradossalmente questa partita mi fa ben sperare nonostante l'intossicamento. 2 svarioni ci hanno condannato, per il resto molto bene, direi. Visto bene anche Osimhen, titolare dalla prossima. Secondo me fisicamente lo abbiamo recuperato, ragazzi. Poi la brillantezza, la confidenza con la porta, il gol che si mangia è un gol, è un classico, no? Quando cerchi di chiudere e allarghi troppo, arrivi in corsa e la alzi e vabbè, purtroppo li sbagliano veramente in tutti i campi questi gol qua. È lo stesso gol che sbaglia Elmas dopo. Però l'ho visto meglio anche io fisicamente, andare a lottare, ti dà la possibilità della palla lunga con Ospina, che è importante. E tu fai bene a dire ben sperare, perché almeno abbiamo rivisto il dominio, almeno abbiamo rivisto il prenderci il pallone, fare il giro palla e arrivare al tiro. Non era un giro palla proprio sterile, non siamo stati verticalissimi anche perché c'era poca profondità, però mi sembra che il giro palla poi alla fine ti ha portato al tiro limpido, non al tiro contro le gambe. Qualche tiro contro le gambe sì, ma non li ho contati. Ho contato i tiri che sono arrivati in porta, quelli parati da Perin, quelli che sono usciti di poco fuori, i 2 pali, il palo di Insigne e la traversa di cose. Roberto M, siccome prima ho dimenticato di mettere il nome, causa troppe birre, te ne offro un'altra così ne bevo una in meno io. Grandissimo Robby, grazie mille. E ragazzi, chiamo un attimo, siamo a 20 minuti, chiamo un attimo il primo inviato della serata, perché probabilmente gli ha qualcosa da dirvi. Speriamo che lo sentite, che non faccia la solita cosa. Via all'inviato. È una bella giornata, ma c'è vento, quindi voi non mi sentite bene. Mentre chi fa la trasmissione, parla del calcio, si diverte, io devo fare i servizi. Vi sembra una cosa giusta e possibile? Non mi buttate anche lento, ma sono sempre Saverio solito, si sente dalla voce, no? Avete lasciato i like, perché sono servizi che
lasciate i like per i servizi. In inglese si dice chores. Yeah, forza. Giuntoli out. Che poi non è nemmeno una cosa sbagliata, il problema è dirlo subito, il problema non è dire a inizio stagione questa rosa è da scudetto, ti devi rendere conto che i terzini hanno delle difficoltà, ti devi rendere conto che ad un certo punto presto ti devi rendere conto che Marquis non giocherà mai con Gattuso, ti devi rendere conto che Gulam non può giocare a pallone, e se tu non riesci ad andare sul mercato, perché ADL ha detto probabilmente Robinetti chiusi, non si può spendere, non lo so, ma tu ti devi chiamare un terzino della primavera, e io non sono sicuro che un terzino della primavera sia peggio di Mario Rui in questo momento, non lo so, ma io vi ripeto, per quanto riguarda Yusai a sinistra, sì, è troppo male, ci è piaciuto un paio di volte, è troppo male. Per quanto riguarda Mario Rui, io vedo svogliatezza, quindi è troppo grave. Accetto Belotti Zeco suoi per Zapata Muriel miei. È difficile, sai, perché no, direi di no, occhio e croce, sai, perché almeno se non ti gioca Zapata ti gioca Muriel. Io non sono un esperto di fantacalcio, ma ho una sorpresa per voi per quanto riguarda il fantacalcio, ragazzi, che tra poco, veramente tra poco, una settimanella, vi faccio un regalone que no avete proprio idea. Ivan Elenes, ¿cómo estás, amigos meo? ¿Cómo estás, Ivan? Today, not even Lozano, nothing was possible today. It was impossible. Lozano tried. Lozano provò. But it didn't work out. It did not work out. Io il Napoli lo amo, ma mi illude troppo spesso. Hai ragione, Pietro, hai ragione. Oggi per la prima volta ero fiducioso all'inizio della partita, ragazzi. E non so se, insomma, sbagliando, ma alla fine la partita il Napoli l'ha fatta e l'ha approcciata bene, l'approccio. Avete visto? Abbiamo battuto il calcio d'inizio alla Mazzarri, facendo subito il lancio sul terzino, che poi non era il terzino, sono scattati tutti. Avete visto? Quello significa approcciare cattivi, approcciare bene, averla preparata. Ciao Valerio, il Napoli cosa dice ai messicani? Cosa deve migliorare il Napoli? Napoli forza, saluti napoletani. Grazie Ivan. Fabio te hablerà mejor de mí. Mamma mia, il mio spagnolo. Io poi lo capisco, veramente lo capisco, però non riesco a parlarlo, sono troppo un idiota. Cosa dico ai messicani? Lo dico in italiano. Il Napoli è fragile mentalmente. È fragile mentalmente, ragazzi. È pure un poco scarsi, però siamo fragili mentalmente. Rossana, l'unica cosa buona di stasera è che è sabato, così anche se non dormo stanotte, domenica e non lavoro. Vedi? Quindi Rossana, anche a te buon martedì. Vale, domani ti mando anche il meme su Mario Rui. Grande Giuseppe, tu mi fai impazzire con i link che mi mandi. Io ero fiducioso, sì, Geco, sai perché? Ma facevo una questione prima di tutto statistica, che il Genoa ne aveva vinte troppe ultimamente, quindi possibile che in fiducia va avanti così. Dov'è la musichetta? Un po' di musichetta. Quindi pensavo che a livello statistico a un certo punto potevano steccarla una partita, e invece no, se tu gli fai il regalo anche il Genoa può fare il filotto. Like per i giornalisti messicani che supportano il Napoli, forza ragazzi, lasciatemi un like, ma non per me, per creatura, non per me, facitelo per creatura, perché sono una famiglia da sfamare. A lei ha figli? No, ma sono ancora giovane, possono sempre arrivare, mica sono fiaschi che si abboffano. È così. Comunque abbiamo un buon terzino sinistro in primavera. Luigi, io non lo so, io vorrei vederlo, non te lo so dire, veramente non te lo so dire. Secondo me il Napoli deve prendere in seria considerazione di far giocare un terzino sinistro, e vedi, ma infatti si ritorna a questa cosa che vi ho detto a inizio live, perché Frabotta da lì viene. Io non voglio fare il paragone con la Juventus, ma loro sono
in difficoltà là dietro. Hanno preso a uno dalla Primavera che comunque è mancino, ha fisicità e gioca a pallone. Non puoi spendere, ce l'hai pronto. Proviamo, non lo so, proviamo. Non può essere peggio di quanto stiamo vedendo adesso. Non può essere peggio. Toto Truffa 62, assolutamente Levitan, assolutamente. Antonio Presbitero, Vario, ti voglio un mondo di bene e ti stimo tantissimo, però quando in settimana dopo l'Atalanta ti dissi che Maksimovic non è più un giocatore del Napoli e che giocava contro, avevo troppo ragione. Anto, credimi, non è giocare contro, è essere scarso, cioè nel senso è fare, quello è un errore tecnico. Credimi Antonio, non è giocare contro, perché altrimenti se giochi contro, ascoltami questo episodio importante, ad un certo punto Osimhen nel secondo tempo si stava pigliando la questione, Maksimovic ha lasciato la difesa per dividere i giocatori del Genoa e far calmare Osimhen, perché Osimhen lo sappiamo che è molto nervoso e si prende sempre la questione. Lì un giocatore che non ci tiene, un giocatore che ha staccato la spina e non gioca più per il Napoli, non va a fare questa cosa con Osimhen. È stato molto leader in quel momento e io vorrei che gente così uscissero fuori con le palle un pochino dappertutto, e non sempre li vedo. Poi se accomuni questa leadership, questo essere presente per aiutare i compagni anche alla tecnica e non agli errori, allora tu puoi fare un ottimo campionato nonostante scadenza di contratto. Però se poi sbagli il passaggio, gol, facciamo sempre gli stessi errori banali e poi magari i gol che ci mangiamo sono per la può essere perché tu dici manca chi si è trasuto, lui deve pagare tutti i vetri delle finestre che ha rotto. Signora, i vetri, signora, ci sono i Cocci, tra l'altro, era il gatto di Alex Sellini, che non so se è qui con noi, insomma, se segue spesso. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. Ma solo a me pareva che nella fase di costruzione dal centrocampo al limite dell'area l'avversario non ci fosse nessuno al centro. Spiegami meglio, Ferrari, cioè nessuno al centro dei nostri? Oppure nessuno dei loro, che non schermavano bene? Secondo me, io ripeto, non hanno fatto questa grande fase difensiva, perché noi siamo arrivati facili al tiro, molto spesso. Pandev non segnava da un anno e mezzo. Cucchi era segnato. Signore, i Cocci, ma è proprio così. Se vogliamo vedere un gran calcio dobbiamo prendere Bielsa. Devo ricacciare il coso di Bielsa? Ce l'ho pronto, sta pronto qua. Esiste la sconfitta che serve e la vittoria che non serve a nulla. De lui della vittoria non se ne frega niente. La sconfitta serve perché la sconfitta ti fa imparare delle cose e tu puoi lavorare su delle cose. La vittoria non serve a nulla. Bellissimo. Io se venisse gli darei in mano 15 giovanotti e farei un progetto per dire, ma arriviamo decimi, non fa niente, vediamo di cambiare questa cosa, perché tanto abbiamo visto che ragazzi queste noi dobbiamo lottare per il quarto posto, non è detto che ci riusciremo perché troppe cose tutte insieme quest'anno. A questo punto vediamocene bene, magari vediamo qualche bella partita, non lo so. Giacomo Landolfi, ma a Napoli non c'è una cazzo di fattucchiera che ci dà una mano? Ma si è fatto male pure Manolas. Cioè, mi spiegate un attimo? Mi spiegate? Che Capocci, la sconfitta serve fino a un certo punto perché i punti in campionato si fanno con le vittorie. È un sacco, che ma quello è il pensiero di Bielsa, mica il mio. È chiaro, io voglio vincere tutte le partite, anche a mazzo, perché poi alla fine esultiamo, facciamo anche l'approfondimento. Con la vittoria io faccio l'approfondimento ancora più contento, però posso dire le cose sbagliate perché non sono risultatista. Allora il Napoli ha vinto sì, però con la Fiorentina, nonostante il 6-0, abbiamo concesso quelle 3 palle gol perché il movimento dei terzi, e questa è la cosa più bella che mi si possa chiedere, vincere anche a mazzo pur di poi parlare della cosa. È quello che posso, io il contrario che non riesco a sopportare, quello che devo fare stasera, che ho visto cose anche buone, che però ce ne usciamo con 0 punti e non andiamo da nessuna parte. Ragazzi, quanti like ci abbiamo? Ve lo chiedo proprio, vi chiedo lumi. Lo vedete l'occhiale com'è particolare?
Vi chiedo un attimo a quanti like stiamo. Internos League. Vale, mi domando e ti domando, se per una volta fallissimo totalmente la stagione, fuori da tutto l'anno prossimo, potrebbe essere un bene per una ricostruzione completa, parco giocatori intendo. Amico, non sei il primo che mi dice questa cosa qua, e può essere pure che abbia un senso, nel senso che tu, vabbè, comunque siamo entrati in Europa, possiamo andare avanti, eccetera, eccetera. Se vuoi resettare, potrebbe aver senso, ma ti aggiungo, tu puoi resettare anche se vai in Europa. Cioè, capito? Non è detto che la squadra che è andata in Europa magari ammazzo, magari non ti ha convinto e puoi resettare lo stesso. Questo dico io. E il reset andava fatto. C'era un amico mio, un amico di mio padre, Gino Grossi, un grandissimo attore e anche un professore. Quando io ero preoccupato per un esame, Gino Grossi veniva da me e diceva, è bellissima questa cosa qua, sentite, mi metterete un like per la citazione. Diceva, non ti preoccupare Valerio, quello che è fatto è fatto, quello che non è fatto andava fatto. Cioè, se mo non sei preparato, è inutile che ti preoccupi la sera prima. Quello che non hai fatto lo dovevi fare molto prima. Quindi adesso rilassati, vatti a dormire, fatti una bella dormita e con una bella dormita magari tu affronti l'esame più tranquillo, più rilassato, eccetera, eccetera. Quello che hai fatto e ce l'hai qua e te lo ricordi. Quello che non hai fatto andava fatto, ma molto prima. Quindi è importantissima questa cosa qua e ringrazio Gino Grossi perché ricorderò questa cosa per tutta la mia vita e si può applicare al calcio. Andava fatto, la risurrezione, la ricostruzione andava fatta prima e non credere che questa squadra, hanno pigliato a Bakayoko tutto a posto. Direi di no. Mentre Giuseppe Vespero ci ricorda che possiamo fare meglio perché siamo a 270 like e intravedo 400 persone. Forse vi devo portare un altro esempio, mandiamo un altro filmato, via! Avete capito dove sono? Thank you. Allora, non lo faccio. Lo faccio fare non c'ho tempo. Non c'ho tempo di farlo. Lo faccio fare a lui e poi si paga. Pagare. Quando tu non hai tempo devi avere i soldi. Se non hai i soldi puoi avere il tempo. È una continua giostra della vita, una cosa che non si può immaginare. Ma se voi vi iscrivete al canale, tutto ciò continua tranquillamente, non c'è nessuna differenza. Però a quello gli fa piacere, quindi forza. Ma scusate lento, questa gag non funziona stasera. Ma che ma fa? Era lungo chi su qua, non mi ricordavo che era così lungo. Sapere solito, si piglia la linea e non la vuole dare più. Un saluto ad Alfredo, grazie amico mio e grazie a tutti gli abbonati, ragazzi, voi siete di un supporto straordinario, costante. Grazie mille. Valerio, complimenti, sempre un piacere sentirti. Una riflessione, Gianluca, dimmi, come fa una squadra come il Napoli a non investire nel settore giovanile? L'importanza di una società si vede soprattutto nella struttura. E hai ragione Gianluca, noi poi veniamo a queste domande, a queste riflessioni sempre quando perdiamo, ovviamente, perché il Napoli non aveva il settore giovanile anche quando arrivavamo a 91 punti con Sarri. Il settore giovanile non ti cambia la stagione nello specifico, nel breve, però per il futuro sì, perché tu magari se investi, ma non li devi nemmeno crescere tu. L'Atalanta, il settore giovanile, va a comprare giovani in giro per il mondo e si trova poi una primavera che gioca bene, che si conoscono e crescono in Italia, che è importante. Se tu cominci a lavorare su quello, magari un terzino sinistro pronto te lo trovi in casa, magari. Capite? Carlo Miele, il rigore su Mario Tui c'era tutto. Io poi su questo, ragazzi, servirebbe un argomento a parte perché come si fa il VAR, non il VAR? Tu quello l'ha ammonito, allora se non mi sbaglio e chiedo a voi, lui l'ha ammonito per proteste, non per simulazione. E le cose sono due però, cioè se tu come fai a non dire che non c'era niente? Mario Ruiz viene travolto, allora se per te quello non è fallo, deve essere simulazione e devi ammonire. Se è simulazione e ammonisci, il VAR deve intervenire perché è un grave e serio ed evidente errore, perché l'errore c'è. Se tu invece hai valutato che non è niente, che è un'azione scontro di gioco, secondo me sei completamente disonesto, ma probabilmente parlo da tifoso, chiedo più a voi.
chiedo più a voi un parere al riguardo, perché tutto è troppo complicato analizzare anche il rigore in tutto questo marasma. Buonasera Extreme 4K, Mario Rui e Maximo sono le due talpe. Mi piace questa immagine delle due talpe, che poi c'era anche quel gioco, no? Come si chiama quel gioco che era diventato importantissimo? No, l'ho ammonito per simulazione e gli ha detto non protestare che ti mando via. Benissimo, io per fortuna ho Fabio Versatile che quando ho un dubbio me lo risolve. Allora io insisto e chiederò a Luca Marelli domani, ovviamente ci sarà il video di Luca Marelli, voglio sapere se in questi casi si può o non si può chiamare il VAR, perché tu devi proprio convertire, hai visto un cazzo per un altro. Falchetto, meno male che ci sei tu che mi fai tranquillizzare. Chi pensa ci fosse un rigore netto metta un like 1-1, cioè se voi credete che il rigore sia netto mettete il like e vediamo se non sfondiamo il muro del suono in questo caso. Chi non lo pensa mi commenti. Lo stesso rigore fu dato al Milan a Bologna, tutto semplice per le strisciate. Chi non pensa me lo commentate, perché veramente sto dicendo, per me è netto, però se poi mi spiegate un ulteriore punto di vista io lo accetto. Ad Udine ci hanno dato un rigore per fallo quasi identico, secondo me era netto perché Mario Rui arriva nettamente in anticipo e si vede che non si butta. Bravo Marco, e il rigore è bravo, mi pare quello che si prese Lozano. Quando tu anticipi il difendente, che poi era un attaccante, lo anticipi e ti sei messo davanti andando verso il pallone, quello ti travolge, quello ti ha travolto. 310, bene, si può fare di più. L'ho presa un po' alta, però non sono riuscito a non steccare un like per Gianni Morandi. Via, le mani. Le mani da ex arbitro, rigore netto. E non aggiungiamo niente più. Ho fatto Gianni Morandi, ti è piaciuto? Io come faccio? Se non avessi voi che mi fate venire queste ispirazioni pazzesche, ecco qua, vedi, ho fatto ridere a Mario Pirolla, e questo è piacere mio, questo è piacere mio. Mario Pirolla, voglio che ti metti davanti al telefonino con Fragile mentalmente a tutto volume e ci suoni la batteria sopra, i fil, i colori, fai un fat. Andrea Palazzo lo ha fatto, non mi venir meno, e poi ti giuro che ti do un parere sulla tua musica. Sono stato impegnatissimo, ma ti darò un parere anche a te, perché tu per me sei un bravissimo produttore oltre che batterista. Attenzione, a me non interessa se lo dai o meno, ma lo devi andare a riguardare anche se il VAR non ti chiama. Sei nel tempo di recupero, togli tutti i dubbi, Fabio. Magari nel mondo perfetto. Rigore facile anche da dare, troppo evidente. Senza una dirigenza che conti, questi non saranno mai rigori. Bravo Daniele, bravo, è colpa nostra, perché un rigore del genere che ti cambia 0 punti a 1 punto, ed è grave perché la situazione è grave. Nedved va in conferenza, Paratici va in conferenza, Marotta piano piano con un occhio a qua e una là, va là con calma, con lo stile, va a dire queste cose. Dobbiamo stare attenti perché l'Inter deve essere rispettato. Ci manca tantissimo, è importante, è troppo importante. Federico Rubbiati, TVB. Ragazzi, rispondete tutti TVB. Voglio una caterva di TVB per Federico. Vai, che è il momento suo. Ragazzi, un applauso a Federico! Vai Fede! Sei un mostro, sei diventato famoso, vai Federico! Yes! Arrubbiati, Federico Arrubbiati, vai con tutti i TVB, guardate quanto amore. Fede, te ne torni carico di meraviglia, dai Fede, sei un grande, e spaccato stasera, ti rendi conto? Sei venuto qua e sei diventato famosissimo, 430 persone che ti dicono TVB, penso un poco, cioè, in questo momento di pandemia. Francesco Rogazzo, straordinario anche lui. Francesco, pure tu, ti prego, ci pensa la chitarra jazz, perché Andrea Palazzo ha svisato rock and roll cattivo. Se tu ci metti un fatto jazz sopra mi bemolle settima nona, secondo me io pareo, poi non lo so. Chiamo anche te a raccolta per Fragili mentalmente.
Tutti bacini, grande Federico, sei un grande, mi ha spaccato, vi voglio troppo bene, questa è la community più bella della storia di YouTube. Te lo dico proprio intossicato, il Napoli ha dominato 94 minuti, solo 4 minuti di recupero, e abbiamo perso come con lo Spezia, 2 cazzate difensive, arbitro da ufficio inchiesta, si vincono in Lega sta partita. Francesco, hai ragione, e tu sei al di fuori di ogni sospetto, perché quando non eri convinto della prestazione sei venuto a dirlo, come me, che praticamente quando c'è da dire le cose le diciamo, quando non siamo contenti. Angela Torre, anche a te, tu non lo stai dicendo a me, lo stai dicendo a lui, e quindi no Salvatore, no, TVB ti vogliamo no, noi dispensiamo amore. Se veramente riusciamo a reagire così a tutti gli attacchi esterni, cambiamo il mondo. Queste sono le piccole cose che cambiano il mondo, ragazzi. Non tenim una difesa buona, Koulibaly no Covid, Maksimovic non già fa correre, perché tu intendi correre, ma non lassi infortunato, Gulam Covid, Mario non me lo far dire, Rachmani, io sai che fine ha fatto, e Di Lorenzo l'unico buono. Games, mi hai tenuto, è stata dura leggere questo messaggio, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie Domenico, grazie mille. Bobotta è una Bobotta è un tema, lo sai? Gio Pellecchia, vieni da me che devo fare il Bobotta. Perché Bobotta non ha giocato? Nel senso, perché metti Bakayoko? Io, vedete, mi riconoscete un attimo di onestà intellettuale? No, questa è la partita dove Gattuso non c'entra niente. Però, se vogliamo dirla tutta, ok? Il lasciare Politano mezzala invece di lasciare Zielinski, hai avuto ragione tu, perché Politano ha segnato. Niente da dire. Quando hai ragione, col senno di poi, non ti posso dire niente. Ma mettere Bakayoko, mi fa pure indossocare. Mettere Bakayoko, che cosa speravi? Nel colpo di testa tipo Udinese? Tu devi mettere Lobotka. Devi mettere Lobotka perché almeno il giro palla ce l'ha. Almeno un lancio in profondità te lo può fare. Tu devi mettere Bobotta, amico mio, a meno che Bobotta non sta peggio Ghilat infortunato. Devi mettere Bobotta, non devi mettere Bakayoko. Questa è una cosa che io dico a Gattuso e spero che qualcuno gliel'abbia chiesto. Ma non credo proprio, perché sono sicuro già, le domande dei giornalisti, ma c'era il veleno, è mancato il veleno. La prestazione sarà anche incoraggiante, ma abbiamo beccato 2 gol da un 37enne straordinario, Micco, straordinarissimo, che io continuo a rimpiangere, perché Pandev è un giocatore di una tecnica, di un'intelligenza. Avendo 37 anni si deve anche gestire, quindi non può rincorrere per 90 minuti, però sa stare tra le linee, sa ispirare gioco, sa finalizzare. Che giocatore che è Pandev. TVB, ti vogliamo Bobotta. È così. Vale, ho provato a scriverlo anche l'altra volta, ma un 3-3-1-3 non va bene, così eliminiamo i terzini puri. Mi pare che il 3-3-1-3 lo faceva proprio Bielsa con l'Argentina, e dovrei andarmi a rivedere quelle partite per capirlo, perché non so con il 3-3-1-3 come copri le fasce quando ti affrontano con il 3-5-2. Non lo so, perché non sono un allenatore, non l'ho mai visto. Non lo so, penso che nel 3-3-1-3 le ali alte si devono alternare, se scendere fino e giù, non lo so veramente, devo andare a vederlo, è una bellissima cosa interessante. Ultima ora, Manolas salta Atalanta e Juventus. Ragazzi, io vi saluto, mi prendo le cose mie, la penna, e me ne vado, perché è inutile proprio. Cioè, a Rovoli in me. Ancelotti ci ha provato ad alzare la voce e da allora non abbiamo mai più avuto un rigore. È vero. È vero, chi l'è venuto si è reso conto pure dell'antifona, aveva iniziato un gol e se ne aiuta. Senti, qua stiamo 11esimi in classifica, stiamo dall'altra parte, la gente mi chiama, mi dice che io faccio allenare mio figlio, mi sono scocciato, i giocatori come vedi sono fragili mentalmente, fanno ammutinamento. Io mi accordo con l'Everton, se permetti, tu ci fai bella figura che esoneri Ancelotti.
Tutto a posto? Tanto non devi pagare niente perché mi accordo già con l'Everton, va bene? Secondo me è andata così. Senti una cosa, De Laure, per il post Ancelotti, per il post me, perché non chiama Gattuso? Gattuso, guarda, che è un bravo guaglione, è un uomo di conseguenza, lo conosco bene. Gli do io dei consigli se non ne capisce niente, perché così è andata! Così è andata, inchiostro sportivo, un abbraccio a te, amico mio. Dobbiamo presto fare una collaborazione, stai tuned su Instagram. Grazie per essere passato. Perché Napoli Spezia il fallo di Fabian il rigore e quello di stasera no? Michael, a saperlo, a saperlo. Si parla di Gattuso esonerato, ma così in tempo reale? Guarda, può pure essere perché alle volte si esonera per numeri, no? Raggiungi un numero tot di sconfitte, l'esonero è automatico anche se giochi bene. Così è, purtroppo è una regola del calcio. Però voglio proprio vedere chi viene. Cioè, se è vero come è vero che De Laurentiis aveva telefonato a tutti quelli che aveva telefonato, sarei proprio curioso a questo, dato che non cambia niente, ragazzi. Gattuso quello che può fare l'ha fatto. I giocatori mediocri, vedi Mario Rui può giocare solo con Koulibaly in forma che lo aiuta, e Insigne in forma. Bravo Marco, perché il Mario Rui che ogni tanto ingarra la prestazione, a destra tena Koulibaly che appare una serie di cose, a Nans tena Insigne che si fanno un culo tanto ad aggiustarsi a raddoppiarlo in difesa, lo lasci con Lozano e con a fianco Maksimovic, buonanotte al secchio. Bravissimo Marco, l'hai proprio pennellata, io qua ti devo assolutamente citare domani. Importantissimo quello che hai detto, è una cosa a cui non avevo pensato ma che ha tanto senso, tanto senso. Giuseppe Casolaro, Valerio Lozano aveva fatto lo stesso fallo che è stato fatto a Rui nel finale, solo che Lozano è stato fischiato e a Rui no. Sì, no, ma infatti sì, al contrario, a Lozano avevano fatto, sì. Allora, Andrea Coppola, l'emblema del problema terzino sinistro del Napoli si racchiude tutto nell'occhiataccia di Gattuso a Mario Rui. L'ha fatta, non l'ho vista, l'ha fatta l'occhiataccia. Mario Rui non mi è sembrato svogliato, ma è quello che è. Una buona e 5 no. Frabotta viene dalla Juve Under 23 che gioca in Serie C, è una società decisamente più attrezzata, perché l'Under 23 gioca in Serie C, bravo Losco, cioè non è che sta facendo con gli altri ragazzini in primavera, l'Under 23 già stai ad un livello professionistico importante. Dai. Che è successo, Ildo? È successo che abbiamo bissato più o meno con qualche differenza la partita con lo Spezia, dove tiri, il portiere para, tu tiri male, loro fanno un tiro e segnano 2 gol. Scusami Gio, scusami. Allora, fammi vedere, avevo letto una cosa. Sì, l'ha fatto l'occhiataccio, comunque esonero fake news. Ok, grazie, Levitan, importante. Non si può perdere con 2 tiri subiti. Lo so, Pasqua, lo so. Però chiedi anche al tuo avatar qua, chiedigli com'è andata la partita, perché il rigore era netto su di lui, però si tira, cioè non tirare, qualcuno gli deve dire di non tirare, oppure qualcuno dice, però poi quello non tira la passi indietro, io non lo so, sono dei limiti. Per una squadra da top 4 tutte queste sconfitte in 20 partite sono incredibili, la grande quantità di tiri inutili poi significa che arrivi poco lucido al tiro, e anche questo è vero. Ale, tutto può succedere contro l'Atalanta, perché questa squadra è pazza, anche l'Atalanta è pazza. L'Atalanta ha preso 3 gol dal Torino quando erano sul 3-0, Gasperini out, Caspiterina out. Vale, sembra che i giocatori dopo i primi tiri sbagliati iniziano a sentire una maledizione e tirano senza voglia e senza crederci. Fa parte della fragilità mentale, Daniele,
fa parte di quella cosa, dice lo loco, la partita è stregata, già stiamo a 5 tiri e non tras. Può essere che faccia parte della fragilità mentale, ragazzi. Può essere, e comunque non ce ne usciamo, perché non c'è una soluzione. Tu dici il 4-2-3-1 non funziona, devi tornare 4-3-3, è stato fatto. Il Napoli sta meglio in campo, effettivamente sta meglio senza il 4-2-3-1 puro, perché lo fai con Mertens è una cosa, se lo fai con Zielinski non è puro, è ibrido e alle volte i giocatori non sanno come hanno fatto il primo pressing e vabbè. Ti sei messo 4-3-3, sei tornato a fare. Questo è il Napoli di Gattuso, ragazzi, un po' dell'anno scorso e un po' delle volte che ha giocato 4-3-3. Si prende il pallone, giro palla, se arrivi bene al tiro arrivi, e se non segni che stia la partita, la prima occasione gli avversari la pigli. Allora voi preferite che ci chiudiamo indietro e non segniamo mai, oppure che facciamo la partita e poi alla prima occasione pigliamo gol? Incatenate il frigo di Bobotta. Allora, vediamo un pochino. Capisco la sfortuna e la stanchezza, ma com'è possibile che loro 2 tiri, 2 gol e noi 26 tiri e un gol a manapena? Cosa grave non prendere terzini buoni, siamo fragili mentalmente. È così. Vale, secondo me c'è ancora la maledizione di Milik, 2 pali, un rigore non dato, Mario Rui che tira in cielo. E comunque io ho letto che Bobotta è in sovrappeso, poi non so. Angela, sul nostro amico Bobotta, voglio dire, le immagini parlano chiaro. Poi il mio amico Salvatore mi ha spiegato che ci sono dei fisici che risultano un po' così, anche se hai delle fasce addominali allenate, eccetera, eccetera. Certo è che per me gli atleti sono Demme, sono Politano, sono Insigne, belli asciutti, lo stesso Manolas. Secondo me poteva fare qualcosa in meno quest'estate a livello di festeggiamento. Per me quelli sono gli atleti. Poi ci sono delle eccezioni, giocatori un po' più sovrappeso che comunque non sentono questa differenza. Lo stesso Muriel, no? È stato un po' sovrappeso. Fabio Angelino, scusa, ma se per attaccare dobbiamo subire gol, allora devi mettere che forse qualche mancanza di Gattuso c'è. Sono d'accordo, Fabio, ma la mia era una provocazione, perché non è detto che al primo un tiro concedi 2, però il primo è proprio l'infortunio di Maksimovic. Il secondo tiro che hai concesso si sono aperti e qualche cosa non è andata e me la devo rivedere perché là stavo troppo incazzato. Però non è possibile che sia così, e non è possibile che se tu gestisci la partita devi subire gol ad ogni tiro, no? Per me è una provocazione. Ci deve essere un modo per attaccare, essere comunque dominanti, segnare un gol ogni 5 tiri almeno che prendi la porta, e almeno parare o bloccare le azioni dell'avversario almeno una ogni 3. Non lo so, quando sei più forte dell'avversario qualche cosa devi fare di meglio, non lo so. Riguardo ciò ti ho mandato le statistiche su IG, le ho viste, Daniele, le ho viste, possesso di palla, tiri incredibili, pazzesco. Secondo me Gattuso non può fare niente, la colpa secondo me è di De Laurentiis, che nel mercato di gennaio non si è comprato nessuno, non è giustificabile per il Napoli. Mi ero segnato una cosa a tal proposito, perché poi uno dice ok, non ci sono soldi, eccetera, eccetera, ma sapete chi ha fatto mercato? Tutte. Vabbè, questo lo sapevamo. L'unica che non ha fatto mercato insieme al Napoli è l'Inter, che però sappiamo ha comprato, ha una rosa completa che si sta giocando lo scudetto. L'unica cosa che ha fatto l'Inter, non ha venduto Eriksen perché lo sta reinventando. Dopodiché l'Atalanta, mi sono segnato giusto 4 squadre, perché le squadre più piccole magari devono comprare, ma i giocatori che comprano le squadre più piccole a te non ti cambiano. L'Atalanta ha preso Kovalenko dallo Shakhtar e Mailey, che subito è diventato titolare. Mailey. Il Cagliari ha preso Asamoah svincolato. Io sono contro prendere i giocatori svincolati a fine carriera, perché ti ritrovi con un nuovo Llorente che magari mamma mia, baby, ok, ma se il Cagliari prende Asamoah e tu sai che stai a pezzi, non ti vuoi prendere Palmieri, vabbè, non vuoi prendere Grimaldo, Angeligno, eccetera, eccetera, c'è Asamoah svincolato che fa il terzino sinistro.
Perché non te lo prendi e vedi che non è meglio probabilmente di Coulon? Svincolato, svincolato. Poi magari nel Cagliari fa una partita e non sta in forma, va benissimo, ma è un'idea che tu devi avere e devi mettere in pratica. Poi dopo si può, come si dice, si può criticare, non ha funzionato, hai sbagliato l'idea, benissimo. Il Milan prende Tomori, Mario Mandzukic e Meite, tutti giocatori di una certa importanza, da primi in classifica perché ci credono. La Roma prende il Shaarawy, Reynolds e compagnia bene. Purtroppo la società va presa per le orecchie. Va presa per le orecchie. Nico, voglio di nuovo il Napoli di Sarri, un altro anno e vincevamo lo scudetto. Nico, per me l'avevamo vinto già. Ci è mancato quell'ultimo passaggio e secondo me eravamo arrivati alla fine del ciclo. Non lo so se il quarto anno, spesso i cicli sono di 3 anni, se non vinci bisogna rifare tutto da capo, e comunque purtroppo se ne aiuto lui, se ne aiuto, come direbbe qualcuno, proprio perché secondo me lui aveva intuito: ho fatto dare troppo a questi ragazzi, questo gruppo, ho paura che non mi posso, perché c'erano ancora clausole societarie, ho paura che questo gruppo ci sfalda, perdiamo Koulibaly, perdiamo se ne aiuto. Allora, ma secondo te Petagnone e Osimhen non possono coesistere? Petagna è l'unico che sa tenere bene la palla, da seconda punta con Osimhen più avanti sarebbero micidiali. Certamente sì, Francesco, certamente sì. Il problema è che in questo momento li devi alternare, perché solo loro ti sono rimasti, non è neanche Mertens. E adattare Lozano ti può andare bene contro lo Spezia che fa questa difesa altissima, ma non sempre ti può andare bene. E allora è più logico alternarli, capisco, nell'idea di Gattuso, perché almeno, capito, uno sta recuperando, l'altro comunque sta giocando con le infiltrazioni, sono tutti infortunati, tutti, e Falco ride. Ragazzi, ho mandato 3 spottini, 3 interventi mi pare. Fatemi sapere quanti interventi ho mandato, perché ne ho un altro, ne ho un ultimo che mando direttamente a un'ora mentally frail. Il vostro problema è stato comprare Osimhen per 50 milioni, un giocatore che non sa stoppare una palla. Beppe, vabbè, tu vuoi fare il giudizio tranciante di un giocatore che non è tuo e che hai visto giocare mezza volta con un highlights. Non serve, non ci serve. Bella Vale, non pensi che i nostri giocatori sono un po' presuntuosi? Presuntuosi può essere un'altra chiave di lettura. Principio, non lo so se sono presuntuosi su Scarz, non lo so. Antonio Giordano, l'ho letto, cerca di essere meno aggressivo perché ti voglio bene, ma con questo atteggiamento te ne vai a fare in culo. Ok? Paul Rilola, comunque il Genoa non è squadra che fa possesso palla, addirittura col Crotone vinta 3-0, è arrivata a stento al 40%, è una squadra che concede campo, e per questo che avete dominato secondo me. Sì, loro rinunciano, sicuramente, loro fanno questo tipo di atteggiamento qua, in attesa, tutti dietro con i quinti, e ci sta. Ma infatti a me non mi interessa il dominio, capito? A me interessa che sono arrivato al tiro. Se io sono arrivato al tiro, il possesso palla non mi interessa, veramente non mi interessa. Se sono arrivato al tiro vuol dire che la prestazione per me è soddisfacente. Poi ci deve essere anche un pochino di fortuna e di bravura nel prendere non prendere il portiere, ma prendere la porta, capite? Arma Cop, basta dare colpa a Gattuso, ci sono giocatori scarsissimi come Mario Rui e Maximovic che ci affossano puntualmente, e finti fenomeni come Zielinski che giocano una partita su 5. Non difendo Mario Rui e Maximovic, che oggi erano veramente tremendi. Zielinski per me stava giocando bene e non lo ritengo un finto fenomeno, lo ritengo un giocatore che anzi con la fascia si stava prendendo pure delle responsabilità. Quanto manca la fantasia di Mertens in questo Napoli? Tanto, ma non solo la fantasia, la brillantezza, la freschezza, l'attacco degli avversari. 15 tiri in porta chi li fa? Non lo so, Giacomo, non lo so, poche squadre. Non è vero, Osimhen si sta riprendendo e quando sarà in forma ti farà vedere se non sa stoppare neanche una palla. Angelo, non ti preoccupare, sono pareri esterni di chi non approfondisce, non ce ne facciamo niente.
Napoli 4.0, Benitez direttore tecnico, Marino direttore sportivo, Maggio nella dirigenza, nuovi osservatori e giovanili di qualità, Sindae Pulcino, l'allenatore generale alla Conte in grado di motivare e valorizzare. È un bel quadro, però penso che ha gagnato un presidente, perché un presidente che improvvisamente dalla gestione familiare, dove decide tutto lui, lascia fare a Benitez la direzione tecnica, Marino la direzione sportiva, mette un dirigente, sarebbe una bella metamorfosi, non lo so. Ragazzi, 460 di voi, vorrei 500 like, lo so, è un po' presuntuoso da parte mia volere 500 like così a volo, ma siamo arrivati a 400, chiedo a voi, Saverio, comunque è incredibile, stasera lui e l'altra volta Yosai si trovano sempre al tiro, questo pure ma perché l'azione si sviluppa, se loro, se la squadra avversaria ha capito che quello è il tuo punto debole, là non raddoppiano. È chiaro, no? Si concentrano sugli altri che sono più pericolosi. Se tu devi controllare Insigne, devi controllare Lozano, devi controllare Osimhen, devi controllare Elmas, devi controllare Politano, guarda quanti di loro possono andare al tiro e possono risolvertela. È normale che se tu devi fare i raddoppi lasci perdere Mario Rui, perché tanto Mario Rui la tira in curva, capito? 380, bravissimi ragazzi, arriviamo a 400 per favore, perché mi sembra un buon numero. Petagna non deve mirare la traversa. Yes, I know how I do it. Yes, I know how I do it, yes. Secondo te la mirata? Io a Petagna là do la colpa di essere saltato poco, cosa che abbiamo detto 50 giorni fa, che Petagna non si alza da terra. Se la ti alzi da terra la puoi schiacciare verso il basso, perché lui si alza quel poco e la palla praticamente altezza testa e finisce dritto per dritto. Sì, gli svincolati credo di sì, che si possono ancora prendere. Se ti scrivo è perché penso che sei intelligente, se no non scrivevo. Bene, Alessandro, non so se ti rivolgi a me o a qualcuno in chat. Matti in Italy, official. Secondo me cambiare allenatore non servirebbe a niente, anche forse peggiorerebbe ancora di più le cose. La colpa è dei giocatori che sono fragili mentalmente e facciamo degli errori clamorosi. Ma l'Inter non ha venduto Eriksen perché nessuno ha offerto più di i milioni. Non lo so, le cose societarie dell'Inter non le conosco. Ho sentito l'ultima cosa che hanno chiuso i rubinetti di Suning, anche come si dice, i diritti televisivi che aveva Suning per le partite in Cina, una cosa del genere. Comunque loro stanno economicamente inguaiatucci, Se non vincono quest'anno è proprio brutto per l'Inter. Le ripartenze dal basso prima o poi danno il proprio frutto, fanno segnare le squadre avversarie. Sì, ma nemmeno questo è stato oggi, Che poi io non sopporto più questo passaggino al centro, che comunque è rischioso, che comunque non risolvi niente. Siamo d'accordo. Giuseppe Smaldone, Maximovic 25 milioni, Rachmani 25 milioni. No, Rachmani non penso 25 milioni. Lobotka 25 milioni e Rachmani 14, al contrario. Che dire, la Juve spende 60 milioni per De Ligt, che è un top. Io direi che Giuntoli può andare a quel paese. Sì, allora sono corretti i numeri che dici. Il problema è che De Ligt tu non te lo prendi con 60 milioni, perché a De Ligt gli devi dare i soldi di commissione agli agenti, gli devi dare non so quanti, penso 10 milioni all'anno o giù di lì, ma lì si arriverà, perché il giocatore ha 19 anni ed è probabilmente il difensore più forte al mondo in prospettiva, Mattias De Ligt. Già leader nell'Ajax a 19 anni, la Juve punta il difensore più forte in prospettiva e se lo prende. Il Napoli non se lo può prendere, perché puoi avere i soldi dei 60 milioni del cartellino, che poi mi pare che hanno speso 70, ma comunque 70 milioni per un difensore che poi devi pagare anche l'ingaggio, che deve essere proporzionato. Il Napoli queste operazioni non le può fare, che sia Giuntoli, che sia Marino, che sia Sartori, che sia Tare, il Napoli non se lo può permettere. La Juve, se sbaglia un acquisto,
può fare il refund, può fare il recupero crediti con le altre società. Noi non possiamo fare, noi dobbiamo avere le idee, ragazzi, non prendere De Ligt, non possiamo prendere Holland, noi dobbiamo avere delle idee. Dobbiamo, per esempio, troviamo Zapata, ci devi credere fino in fondo e te lo devi tenere. Questa è l'idea, per esempio. Zapata se ne vuole andare per forza perché vuole giocare, dici no, voglio stati un altro anno, ti aumento il contratto e vedrai che al prossimo anno diventi tu titolare, perché così. Doveva stare Isai in campo per vincere la partita. Abbiamo un amico albanese. Sono sicuro che sei un amico albanese. Ragazzi, un TVB però serio, non sarcastico. Un TVB all'amico albanese, perché ci fanno piacere gli amici internazionali. E amico mio, io devo essere onesto, Isai in campo non è stato ottimo nelle ultime partite, specialmente quando lo metti a sinistra. Isai deve far rifiatare Di Lorenzo a destra ogni tanto, Di Lorenzo che ha giocato bene al momento. Per me, per quanto io rispetti la tua terra e tutti i giocatori della tua terra, Isai è una buona riserva, non altro, non può essere il titolare. Come dico sempre io, chissà che succede. Salvatore P. Mi serve una cosa. Ragazzi, allora devo rifillare, e per rifillare ascoltate cosa vi dice Saverio Solito senza occhiali, a volo, così a volo, dico un attimo, cioè proprio ascoltate bene. Quando ti dimentichi gli occhiali e non sai più chi sei, indossa una maglietta Caffè Napoli 1926. Ma come fa? Ma come fa? Vabbè, dici la verità. Posso fare il paio con la tua poesia, con la tua poesiola. Rachmani è entrato bene? Direi di sì. Non mi è sembrato in grande difficoltà, stava pure andando al colpo di testa. Demon Sarri, stai calmo, ti vedo, stai calmo. State calmi con le parole, ragazze. Ti è piaciuto, lo sapevo, sì. Sì. Vedi, le cose che Rita non sa in anticipo, io devo sempre vedere le tue reazioni, perché altrimenti non le faccio. Osimhen piano piano ritorna, speriamo bene, amico mio, perché abbiamo bisogno. Ma secondo te, ma qui non serviva oggi ADL un pappone e basta? E io lo sapevo, Tony, lo sapevo che arrivava la domanda su Malqui, e visto che si parla di Malqui, guardate chi c'è tra noi, prima ancora che arriva la notifichetta sullo schermo, eccolo là. Ma come combinate? Solo con noi 6 gol? Gabe, hai ragione, è una cosa incredibile, inspiegabile. Con la Fiorentina abbiamo fatto 7 tiri, 6 gol, tutti a fil di palo, tutti perfetti. Qua ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne conto 16 di quelli che non quelli ribattuti, 16 di quelli che sono arrivati a destinazione. È impossibile, Gabe, è impossibilissimo, non si spiega. Vale, hai quasi 6.000 iscritti, mi permetti di avanzare una proposta seria? Fabio, a tua disposizione, fammi sapere. Grazie Demon, ma non devi farmi i complimenti, semplicemente non te la prendere col Nightbot, che è un Nightbot, è un bot, quindi che tu lo insulti non reagisce. Altro che maledizione di Michu, questa è la maledizione di Michu. Bravo Massimo, perché siamo ritornati alla cosa, però quella di Michu è proprio con lo Spezia. No, passo io, passa a te, passa tu e passa a me. Oggi abbiamo tirato, ragazzi, oggi c'era la voglia. Sul non poter prendere Holland non sono d'accordo, abbiamo preso Osimhen, se non sbaglio il BD lo ha pagato tanto, è ingaggio simile. Che cos'è il BD? Il Borussia Dortmund. No, il Borussia Dortmund ha messo una clausola per Holland bassissima, ha dato tipo 20 milioni solamente agli agenti, 20 milioni che non fanno parte dell'operazione, quindi non vanno nemmeno a bilancio. È un'operazione, quella del Borussia Dortmund, che dura 2 anni, va? Se lo tengono per 2 anni, e lui poi è molto più libero di accettare offerte con una clausola più bassa. La questione Holland si gioca tutto sui procuratori.
dovevi accettare delle cose, io l'avrei accettato, chiariamoci che per me Haaland è il centravanti più forte al mondo in questo momento e lo diventerà, perché segna un gol a partita, è alto, è veloce, è forte di testa, di sinistro, segna sporco, segna pulito, è incredibile Haaland. E Haaland meritava l'operazione del Borussia Dortmund, solo che il Borussia Dortmund sa, i tifosi del Borussia Dortmund sanno che questo è quello che fa il Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund campa di plusvalenze, sa che li tiene 2 anni, li sfrutta bene, loro fanno quello che devono fare e li rivendono bene. Il Napoli faceva così, il Napoli non fa più così tanto. Noi forse dovremmo tornare a quella cosa là di Cavani 17 venduto a 64, di Higuain 40 venduto a 96. Noi dobbiamo tornare a quelle cose là, invece no, rimani, Allan è meglio che rimani, e hai perso 30 milioni, perché contemporaneamente hai venduto Hamsik. Koulibaly no, rimani, è capace che perdi immaginata Rob. Dovevamo rifare tutta la squadra vendendo un pezzo pregiato, ragazzi. Dovevamo farlo prima, adesso non so nemmeno in tempi di Covid quanto riusciremo a guadagnarci. Napoli purtroppo poco concreto, ottima prestazione secondo me, purtroppo per la pochezza tecnica di alcuni componenti gli errori diventano irrimediabili, è proprio così. Allora, Gattuso è un grande condottiero e ci darà tante soddisfazioni, forza Napoli sempre. Daniele, come sei positivo, che bello. Se rimane Radovanovic sinceramente non è un difensore che gioca nel Genoa. Non lo so se diventerà un fenomeno, se lo è, l'ho visto troppe poche volte. Non riesco a capire come Maksimovic piaccia a Klopp. Che bella domanda. Ma siamo sicuri che Maksimovic piace a Klopp o semplicemente è un giocatore che tu compri, che vedi, no? Chi sono i giocatori in scadenza nei top club europei? Sta Maksimovic in scadenza, è un'offerta, va fatta, lo mettiamo in panchina, è un buon affare. Non so nemmeno se piace, ma è sicuramente un uomo mercato. È palese che la società vuole rifondare l'anno prossimo. ADL disse di vendere al migliore offerente chiunque. Così si spiega il mancato mercato in entrata invernale. ADL disse di vendere al migliore offerente chiunque. Ma chiunque, tu dici giocatori? Vendere qualsiasi giocatore? Ho capito, quindi ti spieghi il fatto di Llorente, ti spieghi il fatto di Marquis, di Mili. Va bene come discorso, certo, però non lo vorremmo sapere bene, no? A me piace Singo tantissimo. Singo va preso subito. Singo, puntare 10-15 milioni, anche 20 va preso Singo. 20 milioni Singo è ben pagato, ragazzi, credetemi, è un ottimo terzino. Oggi stava facendo un gol alla Maicon. Petizione popolare da mandare al Calcio Napoli firmata da tutti noi per far prendere Salvatore Bagni come direttore generale. Applausi scroscianti per Fabio, e questa era la proposta seria. Datosi che, no? Dicevano a Napoli, dato che siamo quasi in 6.000 e ci stiamo arrivando, e se voi che siete collegati adesso, questi 431 qua che vedo, se voi che siete collegati adesso, prima di tutto, perché lo so che state là, fammi sentire chi che sta dicendo, belli rilassati, voi state col cellulare così, qualcuno sta guardando dal cellulare, altri state proprio da un'altra parte, ma va bene, va benissimo. Dal cellulare voi dovete togliere la chat un attimo. Se togliete la live chat esce il like grigio, cliccatelo, diventa blu oppure diventa nero a seconda del telefonino che avete, e mi avete lasciato un like. Però vi consiglio di controllare se non siete già iscritti, perché se vi iscrivete al canale facciamo venire Salvatore Bagni come direttore generale e io vi prometto che metto il mio telefonino con la rubrica a ferro, come si dice? A ferro e quadro? No, a ferro e fuoco, ecco, a soqquadro, volevo dire, metto a soqquadro, metto a ferro e fuoco il mio telefonino, e faremo in modo, non dico di portarvelo qui in live perché sarebbe troppo onore, ma qualche cosa di
qualche cosa di simile potrebbe anche accadere, però fuoco e fiamme, ferro e fuoco e fiamme. Bravo Marat, ne capisci, riesci a parlare meglio tu dalla Russia che non io. Bravo Carlo, bravissimo, così si fa. L'ultimo iscritto è Francesco Iodice, che ringrazio. Capite cosa intendo? Se siamo, più siamo, è meglio, è facile, è possibile che ci ascoltano, che ci ascoltino. Stiamo tuned e voi state tuned. Grimaldo a giugno, ben venga. Sarebbe anche ora, so 5 anni che parlarmi Grimaldo. Se fosse entrato il primo tiro di Zielinski sarebbe finita in goleada, vedi la Fiorentina o lo stesso Genoa all'andata. Purtroppo ci sono stati 2 errori in fase costruttiva che sono costati caro. Daniele, è così, perché poi il Napoli ne segna uno, segna il secondo, va in scioltezza e si aggiustano i piedi mentali. È proprio così. Consiglio a Gattuso, pullman nell'area, ripartenze a razzo sabato contro la Juventus. Wow, Manu, tu già stai proiettata, l'Atalanta non la vogliamo affrontare. Prima l'Atalanta. Sta nascendo un'altra canzone. Prima l'Atalanta. Attenzione, prima l'Atalanta. Poi ci ragiono. Attenzione, prima l'Atalanta, che poi potrebbe essere anche un tema, perché è una cosa antica il fatto, sì, un Napoli può pure arrivare in classifica così, ma c'era quella cosa, un box mai accettare che sta sotto all'Atalanta, e quindi torniamo a prima l'Atalanta. Già l'hanno scritto, sì Walter, fa proprio così, prima l'Atalanta, oppure la sonorità ti ricorda? Fammi sapere, perché non voglio plagiare nessuno. I 99 posti sono amici, quindi non... Mister No Come, io cerco di essere ottimista, ma stiamo inguaiati. Cosa ne pensi? Dammi un po' di speranza. Amico mio, la speranza sta nel fatto che il Napoli è tornato a giocare a pallone, si è preso il pallone, ha attaccato, ha creato, perché non è stato sterile. Siamo arrivati al tiro, non quello che sbatti contro le difese, al tiro pulito con la porta spalancata. Molte volte ci siamo mangiati dei gol importanti, vedi quello di Osimhen, vedi quello di Elmas, sono 2 gol importanti. Un rigore netto non ce l'hanno dato, il gol di Politano alla fine arriva, quindi nonostante noi siamo andati completamente in nervosismo, alla fine il gol siamo riusciti a farlo, quindi con un pochino più di recupero la potevamo anche aggiustare. Quindi le cose positive ci sono. Demme che fa la doppia fase in maniera straordinaria, arriva anche al tiro. Politano mezzala può essere un'idea. Nelle partite in cui tutto è bloccato hai una bocca di fuoco in più che può andare. Le dolenti note le abbiamo già dette, non le voglio ripetere. Comunque complimenti Valerio, sei lo youtuber napoletano più competente di tutto e mi fai risalire il morale dopo una brutta sconfitta, quindi grazie. PLF, e questo è uno dei messaggi più belli che io possa ricevere, perché è mutuale la cosa, cioè è reciproca. Come io riesco a farvi passare un paio di ore rilassate, anche a non pensare troppo e a farvi rilassare, voi lo fate con me, perché la vostra presenza mi permette di non rimuginare troppo a caldo. Poi dopo a freddo facciamo le analisi e tutte le cose. Mercoledì Maksimovic contro Ilicic e sabato Maksimovic contro Ronaldo. Luca, mamma mia. Facepalm. Reazione carattere cuore, ma tanta confusione tattica o mancanza lettura gara? Meriti al Genoa. Scusate, 21 passaggi prima del secondo gol da applausi, che ne pensi? Se vedi Chris nella reaction, io lo dico il Genoa a questo gol se l'è meritato, perché sono arrivati, hanno fraseggiato bene. Tanti passaggi, non siamo stati cazzo manco di fare un fallo. Mi pare che il fallo ce l'avevano fatto prima a noi, però non si può recriminare un fallo così lontano, hai tutto il tempo di recuperare, non è detto che ti deve dare quel fallo là, altrimenti non siamo onesti nel giudizio. Il rigore è netto, il rigore ti cambia la gara. Un fallo a centrocampo dove perdi palla è sbagliato.
Allora, che dici? Elmas sta crescendo? Credo di sì, Walter, e ringrazio ancora Salvatore P. E come dico io, chissà che succede. E infatti chissà che succede, Salvatore, perché tu, voglio dire, quando dici questo chissà che succede, ti riferisci alla prossima partita, ti riferisci alla situazione del Napoli, all'allenatore, facci sapere bene, perché questo chissà che succede può succedere qualsiasi cosa. E Walter, Elmas sì, Elmas è la terza partita che fa da titolare e mi piace, ha caratteristiche simili a quelle di Zielinski, quindi in futuro sul lungo si potrà creare di nuovo la problematica, sono due giocatori uguali che non possono giocare insieme, cosa che si diceva anche di Zielinski e Fabiano quando in realtà sono diversissimi. Però posso capire che hanno caratteristiche molto simili, quindi non è un centrocampo a te formato da Jorginho regista, Hamsik inserimenti e qualità e Allan mezzala cagnaccio, non è quella struttura là, è strutturato un po' diversamente. Demme fa da regia e fa anche un po' da cagnaccio, quindi doppio ruolo non ideale, e poi tutti e due gli altri due fanno gli Hamsik della situazione, quindi non è ben strutturato. Lo capite che non è ben strutturato, che c'è un problema di fondo. Se vuoi fare il 3-4-3, il 4-3-3, comunque ti manca qualcosa per fare il 4-3-3. Però si è fatto di necessità virtù, ha funzionato sia con Zielinski che con Elmas, sia con Fabian e Zielinski, funziona. Il calcio poi, le regole fisse non ci sono, dipende da come entrano in campo, da come stanno mentalmente. Andrea Palazzo, il primo, fatemelo dire, il primo dei musicisti amici miei che si è riversato sul computer, ha messo il telefonino, si è registrato svisando malamente e ha dato un assolo straordinario sulla parte di Maksimovic, proprio on fire. Quindi vi consiglio, ragazzi, se chitarrista rock future, una roba straordinaria, se vi piace il genere, un click su Andrea Palazzo e trovate anche il suo account YouTube, non sbagliate, credetemi, non sbagliate. E grazie Andrea per aver condiviso il Fragili Mentalmente con quell'anima un po' più aggressiva rock. Quanto scommettono alla better Maksimovic e Rui? Mamma mia, non lo so, Gianluigi l'hai toccata pianissimo, però io ti ripeto, su Maksimovic parlo di errori proprio tecnici, perché lo vedo anche che ci tiene. Vi ricordate come esultava nudo alla vittoria della Coppa Italia nel taxi? Secondo me lui ci tiene, lui sta anche bene qua. Su Rui non sono sicuro al riguardo, purtroppo non lo riesco a dire. Ecco qua, Fragili Mentalmente, mentre Gigli Story dici: vi ricordo che Mario Rui è appena rinnovato fino al 2025 e vi voglio bene. Mamma mia, c'è chi che non ha da rinnovare. Ciao Vale, hai visto Benitez ha appena cambiato l'immagine del profilo di Twitter in cui c'è lui e dietro si intravede la curva B? Non ci credo. Benitez ufficiale ha messo l'immagine di profilo di Twitter a Rosovera la curva B. Interessante Ferdinando, interessante. Ti do una notizia: DAZN ha superato Sky per i diritti TV per i prossimi 3 anni con un'offerta di 900 milioni di euro per avere l'esclusiva. ADL si è opposto, vuole il pacchetto a 1 miliardo e 200. Boh. Ma poi chi deve decidere? Devono decidere tutti quanti in Lega, no? Bisogna votare. Non lo so Fabio, queste sono cose che devo approfondire, è strano. Guarderò il Napoli dal 2025, giustamente. Intanto Mario Rui era titolare nel Napoli che fece 91 punti, verissimo Vince, questa è una cosa che ricorda spesso anche Paolo Del Genio, è vero, in degli automatismi però che oramai le ripetizioni fatte sempre, le ripetizioni ossessive di certi movimenti, e ripeto quello che mi aveva fatto notare anche Marco, quello era un Mario Rui con a fianco Koulibaly inamovibile, con davanti Insigne inamovibile e Hamsik con Jorginho che si faceva sempre vedere
per la linea di passaggio, quindi Mario doveva giocare semplice. Devi giocare semplice. Quando sei scarso devi giocare semplice. Mario non è scarso, ma deve giocare semplice. Io sai, sei scarso, devi giocare semplice. In quel Napoli con Albiol, con Reina, si giocava semplice e si facevano cose anche difficili giocando semplici. Adesso non può più funzionare. Non può più funzionare, ci vuole l'unanimità. E comunque ti saluto, ci vediamo a giugno 2025 pure a te, ok? Allora, se non si faceva male Gulam invece di 91 punti ne facevamo 102 quell'anno, pure può essere, capito? Non abbiamo la controprova, però quel Gulam là mi fa pensare che potevamo cavalcare alla grande, Nicola. Sky si è assicurato i diritti TV 21-24, non tutte le partite, ma Champions Europa e Conference no fake. Ok. Mario Rui nella sua miglior partita fa 2-3 cagate random, vero Azzurro, questo è verissimo, anche quando gioca bene. L'immagine di Benitez è vera e di quando era a Napoli, cercalo, lo farò. Ragazzi, ma in questo momento sapete che cosa vi dico? E non vi pigliate collera, perché ci sono dei momenti in cui un uomo beve troppo, perché Falco ti dice bevi. E quando un uomo beve troppo deve fare pipì, ma io non vi lascio, perché lasciarvi sarebbe una cosa da sarebbe cattivo. Ho ancora voglia di parlare una bella mezz'oretta con voi, ma faccio una cosa, arrivo subito, il tempo della pipì, ma faccio così, guardate, e aggiusto subito, perché magari se non si sente aggiusto subito, non vi preoccupate, arrivo subito, ma poi arrivo, eccolo qua. Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, merendi e viro tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Gulam in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, Manolas non direi, K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic ma io non ci capito contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu. Fabian, Mammi Santana. Bakayoko, basta Kayoko, Zielinski quando cincischi, Poppotta, Ciampotta, Elmas credo sia un argomento a parte, penso che lo metterò tra quei giocatori che sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, eccetera, perché la conoscete già, va benissimo. Allora, riprendiamo un pochino di messaggi, ragazzi, mi sento tutto bello rinvigorito, ringalluzzito. Valerio, perché credi che il Napoli nell'anno in cui perde l'accesso alla Champions va all'acquisto di un presunto futuro talento per una cifra mostruosa al posto di puntare 20-30 milioni su un altro? Nicola, questa è una bellissima domanda interessante. Paolo Del Genio spesso dice il Napoli se perde i soldi della Champions non va proprio in difficoltà, e questo ne è testimonianza, no? Abbiamo fatto dei investimenti pesanti nonostante non abbiamo preso i soldi della Champions. Secondo me si è puntato tutto su quello perché non si poteva puntare su qualcuno di sicuro. Per esempio, non lo so, non riuscivi a prendere Belotti, non riuscivi a prendere Icardi, eccetera eccetera. Quello sapevi che potevi prenderlo e l'hai preso. Comunque secondo me sono soldi che non hai buttato. Saluta gli amici sudamericani. Fabio, dimmi come devo dire, perché I don't wanna say, non voglio dire stronzate. Amigos sudamericanos, amigos lindiños, amigos colombianos, amigos mexicanos,
Ragazzi, vi ripeto, se qualcuno non c'era prima, c'è una premiere sul mio canale. Voi potete già cominciare a mettere i like, pensate un po', mettete il promemoria, perché martedì sera alle 9 italiane ci guardiamo il video, perché esce live, cioè voi non ve lo potete guardare prima né dopo, esce live il video e io sarò in chat con voi per commentare il video intervista con questo giornalista colombiano, e abbiamo parlato di Zapata, di Ospina, del calcio femminile con la Catalina Perez, abbiamo parlato di una serie di cose incredibili, Freddy Rincon, quindi è importante, ci tengo moltissimo e voglio, vedi, hola amigos, buenas noches a todos. Hasta luego se ve ne dovete andare. Buonasera vecchio balordo. Quindi ragazzi ci tengo moltissimo, voglio tantissima presenza in quel video che è una premiere. Hola amigos, buenas noches a todos y bienvenidos. Y bienvenidos. Ancelotti, Panzarotti, Bobotti. Bravo Screen, bravo. Forza Genoa. Non dico di no, nel senso noi eravamo anche gemellati, non credo più che il gemellaggio ci sia, però Forza Napoli, rispondo solo Forza Napoli. Niente di meno in chat con noi, hai capito Falco? Hai capito niente? Starò lì, vi banno, vi dico no, non c'è niente da bannare, ma ci divertiremo tantissimo con tutti i vari dem, con tutti i vari Nightbot eccetera eccetera. Atletico Madrid paga 6 milioni Suarez, noi 120 tra Lozano e Osimhen, vi ho voluto bene, ciao. Ma Suarez non doveva andare alla Juve? Ah già. Mi collego solo ora, è già stato detto Gattuso out, che God credo qualcuno sì, però non sono molto insistenti oggi, ed è anche logico perché oggi non ci azzecca, però c'è anche da dire che molto spesso hai raggiunto un numero di sconfitte che molto spesso giustificano un esonero anche se giochi bene, anche se la squadra gioca bene. Arrivato a questo numero di sconfitte così presto diventa anche quasi inevitabile. Per me non andiamo a migliorare, nel senso bisogna finire la stagione, anche se non andiamo in Champions, finisci la cosa. Ecco, te lo dice Ciro Mennella, vedi? Per me bisogna finire la stagione, ma bisognava finire la stagione con la fiducia, cioè a dire Guaiù, è lui fino a fine stagione, come ha fatto il Cagliari, è Di Francesco, quindi i giocatori si prendono le proprie responsabilità. Questo è l'allenatore, niente alibi, niente ammutinamenti e cose varie. Ciao Vale, complimenti per metterci sempre la faccia. Volevo chiederti se sei ottimista per mercoledì. Il Napoli oggi ha offerto una buona prestazione e l'Atalanta ci ha un po' mollato mentalmente. Cischetto, Zielinski quando cincischi, Cischetto, ti dico la verità. Io oggi ero fiducioso e non lo sono quasi mai, che ho sempre paura, ma oggi ero fiducioso e ti devo dire la verità, non posso essere insoddisfatto della prestazione, del esserci preso il pallone e averci provato fino alla fine. Poi siamo stati anche molto sfortunati, mi si dica quello che si vuole, siamo stati molto sfortunati e scarsi in alcuni frangenti. Non ho queste sensazioni di positive contro l'Atalanta, perché l'Atalanta può sbagliare l'Atalanta ne ha sbagliate già parecchie consecutive, perché sbaglia la Lazio. Col Napoli si può considerare una partita sbagliata perché non riesce a segnare, nonostante il Napoli fosse stato molto rinunciatario, ma hai trovato una sorta di pullman anche tu, e la stecca alla fine col Torino in maniera grave, quindi immagino che reagiranno, perché tutto si basa adesso su questo raggiungimento della finale per loro. Per noi anche sarebbe la manna dal cielo a livello almeno del morale, però l'abbiamo già vinto l'anno scorso la Coppa Italia, e temo, il mio timore, che inconsciamente i giocatori dicono vabbè, la Coppa Italia, temo questo atteggiamento qua. Sempre sostenuto Gattuso, ma credevo che con lui si potesse vincere almeno con le squadre piccole, invece ci abbiamo perso 4 volte. Luis Feder sì, ok, però devi sempre analizzare le partite. Quella che per me resta grave con le squadre piccole è quella là con il Torino, dove noi pareggiamo all'ultimo a tutto, ma meritavamo probabilmente di perdere.
quella resta grave, 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 grave. Poi con l'Udinese meritavamo probabilmente di perdere, la vinciamo, grave, grave, grave. Con lo Spezia non meritavamo di perdere, con il Genoa non meritavamo di perdere, e dimmi altri esempi e io cerco di scavare nella memoria. Gattuso ha dichiarato ai microfoni di Sky che il piazzamento in Champions League è prioritario. Bello questo, vinciamo l'Europa League e poi tutti saliranno sul carro dei vincitori. Esplode il canale, Fabio, anche perché ve l'ho detto, se dovessimo vincere l'Europa League io mi faccio i capelli azzurri, cioè diventa una cosa bellissima. Non per dare attenuanti a Gat, però quante volte ha avuto tutti i titolari disponibili o almeno non più di uno o due mancanti? Insigne sta salvando il 100% per la Juve con rigore. Ah, tu dici si sta mantenendo un po', Mick. No, l'attenuante ci sta. Non vogliamo chiamarlo alibi, ma l'attenuante ci sta, perché se non consideriamo il momento del Napoli, se non consideriamo tutto quello che sta succedendo intorno, siamo disonesti. Siamo disonesti, lo dobbiamo considerare. Vale, guardando Lozano me lo sono immaginato in un 3-5-2 nel ruolo di esterno di centrocampo la Chiesa. No, secondo me sarebbe devastante. No, Porriola, no, non lo allontanare dalla porta. Ti prego, non lo allontanare dalla porta. Lascialo, io nel 3-5-2 lo vedo seconda punta, che gira intorno a Osimhen. No, non lo allontanare dalla porta, non gli far fare la fase difensiva. No. È l'unico che vede la porta meglio degli altri. Sono almeno 4-5 pali, io ancora non ci posso credere, e vabbè, ma questo era strano il contrario. Ho visto sul profilo nella storia, ha detto che quasi fatto trasferimento a Napoli. Nella storia, cioè Rafa Benitez fa le storie di Instagram. Ma ragazzi, se poi è fatta. Poi vi ripeto quello che vi ho detto prima, al di là delle attenuanti, al di là delle colpe di Gattuso, che stasera sono nulle, stasera sono pressoché nulle, gli dico solamente il fatto di Bobbo. Potevi mettere Bobotta al posto di Bakayoko, potevi mettere Bobotta, almeno ci divertivamo e vedevamo se stava in sovrappeso. Però vi ho anche detto, e dovete darmene atto, che raggiunto un certo numero di sconfitte, alle volte l'esonero diventa automatico, perché così funziona nel calcio. Poi non lo so se vai a migliorare, non lo so se la scossa ti può aiutare o vai ancora a peggiorare, perché può essere pure che vai a peggiorare. Sì, ma allora perché non richiamare il dottor De Nicola, come correvano all'epoca? Emilio, il discorso sul dottore Nicola, poi tra l'altro il dottor mi pare Canonico si chiama quello che sta mo, comunque non lo so, comunque quello che sta mo al posto di De Nicola era un collaboratore di De Nicola, quindi voglio immaginare che siano professionisti tutti quanti. Quello che faceva De Nicola, e dici bene tu come correvano, De Nicola faceva prevenzione. De Nicola diceva a Higuain per esempio: guarda, mangia questo, mangia così, perché io so dalla tua struttura corporea che se ti mangi un crocchio vai a finire a 1000 una notte e non la finiamo più. Mangia così, quindi prevenzione, lavorare sul fisico a livello anche di alimentazione e prevenire eventuali problemi muscolari già perché hai lavorato preventivamente sul fisico e ti sei preparato bene. Con De Nicola parlano i fatti, pochissimi infortuni, squadra informissima. Ora sono andato a vedere alla storia con il cane e vedi, allora se ne stanno dicendo qualsiasi cosa, fa niente. Juan Camilo Zuniga, nuovo terzino del Napoli. Nicolò, sentirai che fine ha fatto Zuniga nel video premiere live, ma non live, martedì sera alle 9, ragazzi, tutti collegati perché si parlerà anche di Juan Camilo Zuniga. De Nicola ha fatto prima comunione con Garibaldi. Sì, ma De Nicola era bravo e comunque lui tornerebbe a piedi a Napoli perché lui stava bene, solo che anche lì è successo qualcosa, De Laurentiis, solite cose. Ma un esonero di Gattuso chi ci potrebbe portare? C'è qualcuno di migliore adesso? God, ho i miei dubbi, e anche se si parla di Benitez ho i miei dubbi che sia migliore di Gattuso. Ci vogliamo ricordare che Benitez era 4-2-3-1? Ci vogliamo ricordare che fino a mo' abbiamo detto Gattuso out perché non volete giocare con il 4-2-3-1? Ci vogliamo ricordare che con Benitez comunque era una marea di passaggi all'indietro, con Hamsik il trequartista spalle alla porta, era Hamsik che stava rovinando Hamsik, e comunque
avevamo sempre i problemi con le squadre chiuse. Ragazzi, serve un po' di memoria storica. A meno che Benitez non è cambiato completamente, io non credo. Benitez ha fatto un TikTok in cui canta sì, sì. Sì, sì. De Nicola, più un team manager, un allenatore degno di cannome, io tifo per Allegri, mai Benitez. Dico, Allegri senza campioni. Certo, non vuoi vedere il bel gioco, vuoi vedere un gioco di rimessa dove sperare poi che la giocata in avanti diventa decisiva. Anche Allegri, ce lo siamo dimenticati? Allegri alla Juve è un conto, Allegri al Napoli non lo so, ma poi Allegri pigli 15 milioni all'anno, ma quando mai? Chi si gioca il quarto posto? Insisto, Edo, con Roma, Atalanta e Napoli. La Juventus sta tranquillamente in corsa per riprendere lo scudetto. Roma, Atalanta e Napoli, perché la Roma oggi perde, perché l'Atalanta pareggia, ma è la squadra che secondo me è favorita per arrivare fino in fondo, visti gli attaccanti che ha, e basta, attaccanti e terzini. Guarda là, bellissimo, veramente 5009, grande. E qua sfondiamo tutto, ragazzi. Voi lo sapete che a 7.500 io faccio un'altra giveaway? Lo sapete? Quindi se vi muovete in fretta, noi estraiamo subito un altro vincitore di maglietta. È importante, è importantissimo sto fatto. Io vi voglio regalare quello che voi mi date a me in cambio cioè voi me lo date in sottoforma di iscrizione, che è gratis, e io vi posso dare una maglietta a un fortunato di voi che se ne torna felice. Che bello, non vinco mai niente, questa volta ho vinto una cosa. È carina come cosa. Quelli che hanno vinto finora sono tutti contenti, Vediamo che cosa mi dicono, perché non devo avere fretta. Voi state qua e non devo avere fretta. Benissimo. Interessante. Allora qua dobbiamo cambiare occhiale, perché dobbiamo cambiare occhiale in questo caso. Molto bene. Allora lurcano. E vabbè, ma se lurcano vuol dire che stiamo crescendo. Stiamo crescendo molto bene. Quest'anno di nuovo settimi 100%, nome, cognome e verità. Lui depositario della verità, il 100%. Poi tu magari puoi pure, se arriviamo settimi, tu puoi tornare e dire hai visto che avevo ragione, ma dove lo appoggi? Cioè, nel senso, che ne sai tu? Si può arrivare settimi, si può arrivare sesti, si può arrivare quinti, si può arrivare anche quarti se le cose cominciano a girare bene, si può arrivare anche ottavi. Peppino diceva si può pure tagliare niente, e questa commedia non la conosce nessuno. DVB pure io, insisto. Anche la Lazio, sì, assolutamente, Edo. Scemo io che continuo a dimenticarmeli. Assolutamente. La Lazio vince, capace che vince domani col Cagliari, il posticipo. Esatto, Lazio-Cagliari in casa. Mea culpa, assolutamente. C'è pure la Lazio, sta là, ci supera, domani ci supera. E tutto sta a noi come facciamo poi quella maledetta partita che dobbiamo recuperare con la Juventus. Sta tutto lì, ma vi invito, ed è difficilissimo, siete i miei eroi se riuscite a trovare questa, perché non è una commedia di Totò né di Edoardo, è di Peppino, che lui dice sono sceso in cucina al buio, ho tagliato una salsiccia, quello che taglia, si è mangiato 2 salsicce, io ho tagliato così nel buio, non ho visto, si può pure tagliare niente, dice i rumori, si può pure tagliare niente. Che commedia è? Da dove è tratta? Se sapete questa cosa qua, proprio perché conoscere i film di Totò è di grande livello, conoscere quelli di Edoardo va bene, conoscere addirittura il teatro di Peppino De Filippo è proprio il massimo, proprio. Peppino è straordinario, Peppino è molto underrated, molto sottovalutato, mi fa impazzire. Se stasera tutto lì stiamo inguaiando, se stasera tutto lì, non ho capito. Ma Fabian potrebbe essere disponibile per l'Atalanta? Credo di sì, in teoria.
Io credo che non è stato convocato per precauzione, ma dipende da come sta. Vediamo un pochino. Recuperarla a giugno, in the main? No, a giugno è troppo lontano. Sa da fa prima. Non puoi finire prima il campionato e poi fai una partita di recupero quando i giochi sono già stati fatti. No, non è pappagone. Non è pappagone, no. Più fiducia a Politano. Michael, perché no? Alla fine siamo in emergenza, quindi Politano oggi ha dimostrato che stava comunque in forma e magari questa volta possiamo smentire il fatto che Politano deve entrare per forza nel secondo tempo, non è detto. Luca Delise, mi sono collegato adesso, stasera grande Napoli, ma questa volta poco cinici e molto sfigati. Benvenuto Luca, grazie sempre del tuo supporto. Sì, sfigatissimi. Solo chi ha qualche cosa da nascondere non può ammettere la sfiga. Io non ho niente da nascondere. Le nostre analisi, anche trancianti, le abbiamo fatte quando andavano fatte. Oggi mi sembra evidente che siamo stati anche molto sfortunati e non si può dire il contrario. -8? Ragazzi, tenete 8 like per le mani. A volo, controllate un attimo. Controllate un secondo. Controllate un attimo perché... Ah già, vedi, poi non funziona bene. Controllate un secondo quanti like tenete in mano. Io devo fare questa cosa. Vedi? Perché voi vi credete, quello clicca un tasto e tutto... no, rispetta lo sport. No, non deve essere Chiarillo. Perché deve essere Chiarillo? -7, dai. Dai. Super Genoa stasera purtroppo, Paolo, ma nemmeno. Super Genoa non direi. Hanno pigliato schiaffo per tutte parti. Hanno fatto un'azione carina, hanno sfruttato un'azione carina. Stavo facendo così, mi è rimasto il dito, ma non volevo. Hanno sfruttato un'azione da regalo e la seconda hanno fatto una bella azione che hanno finalizzato. Pander 502. Ah, bravi, siete bravi. Allora prendo il basso. 502 vi siete meritati il basso. Hai capito? Anche stasera. Stasera siamo stati sfortunati veramente ed è proprio così. Un ragazzo di campagna, no. L'hai beccato! L'hai beccato, amico mio! Applausi Balotelli, ragazzi, voglio immediatamente i like residui vanno per Mario Balotelli. Io pensavo, quando ho letto un ragazzo di campagna, ho pensato per un attimo a Pozzetto. L'hai beccato alla grande, bravissimo, sono molto soddisfatto e un plauso anche a Azzurro Dentro, perché Don Raffaele il trombone è un'altra bellissima commedia di Peppino che adoro. Don Raffaele Trombone pure straordinaria. Bravo. Clacson per Balotelli, si sentono i rumori, infatti. Veramente complimenti. Notizia shock, oggi quella bombonina di Chiarillo non ha dato le colpe a Gattuso. Forse perché si rende conto, forse avrà visto la stessa partita che abbiamo visto noi, e quindi oggi era veramente complicato farlo. Immagino, mi hanno riferito che il ragazzo di campagna, bravi ragazzi, allora siete bravi, siete preparati anche su Peppino, veramente sono assolutamente contento di questa cosa qua, vuol dire che c'è una base di cultura straordinaria, bravi. Mi hanno detto che se l'è presa con Giuntoli, allora ritorna il fatto di Giuntoli, giuro che è l'ultima volta che lo faccio. Il Napoli ha una rosa da scudetto, ok, ha una rosa da scudetto. Secondo te? Sì, non è mai stata la rosa più forte di questa qua se il Napoli non vince lo scudetto. Ok. Se il Napoli ha una rosa da scudetto, come fai a dire Giuntoli out? Cioè, come fai a prendertela con Giuntoli se tu all'inizio hai detto che è una rosa da scudetto? Vuol dire che l'hai sopravvalutata. E si può dire tranquillamente, guarda ragazzi, io ho sopravvalutato questa rosa. Nessuno ti dice niente. Tu vai in televisione, fai il tuo editoriale e dice: Carneade diceva che nel 1970 a.C. i greci e i romani, va bene tutto.
dici tranquillamente: ho sopravvalutato questa rosa, pensavo che Mario Rui potesse andare avanti fino alla fine, pensavo che Gulam magari, puoi mettere in mezzo pure Gulam, puoi dire pensavo che Gulam recuperasse, pensavo che Gattuso vedesse mal qui, pensavo che Bobotta avesse più minutaggio, li puoi dire in tutti i modi, ma se dici questa rosa è da scudetto così com'è e poi te la prendi con Giuntoli, non si trova semplicemente non si trova, capito? Gabriele Succi, buonasera, volevo chiederti se conosci qualche giocatore della primavera forte. Mi sembra che l'unico che sia uscito dalla vostra primavera è Luperto. Sì, che poi manca anche lui di dichiararlo forte. Adesso stiamo vedendo questo Cioffi e sinceramente io adesso mi sto concentrando sul Napoli femminile, ma non lo dico per fare il chiacchiello, ma perché è più complicato avere notizie del Napoli primavera che non del Napoli femminile in Serie A. No, vi dico veramente, non ridete, vedo che ridete, no, non ridete, perché ci sono più notizie. Però per quanto riguarda il Napoli primavera ho un asso nella manica e se ci riesco avrete una bella sorpresa, una bella intervista anche per quanto riguarda quello, perché la domanda è spontanea: conosci qualche giocatore che gioca a terzina che magari può essere portato in prima squadra? La Catalina per esempio la mettessa a porta, lei è Ospina, ci vanno a Merette, tanto io come e tieni la Catalina. Zedatka, Idasia, Kidasiak, come si dice, e Cioffi sono tre ottimi prospetti, sicuramente sono i nomi che più si fanno. Oltretutto c'è Contini di cui si dice un gran bene, però non lo so. Siamo sfortunati mentalmente, sfortunati o veramente, oggi ha detto il buon Bepi. Il basso, signora, il basso, una terzina sinistra. Allora ragazzi, sì. Sì. Allora, vediamo un pochino. Mi innalzo. Bruciare Merette è un reato. Lo so, amico mio, no, è vero. È vero. Cioffi in, Giuntoli out, Maximovic out, Mario Rui out. Fatemi vedere se ho suono. Allora, Enzo Ursino dice: Osimhen a N è un pacco, l'ho detto dall'inizio. Tu l'hai detto dall'inizio, quindi hai detto una tua opinione basata sul niente, perché lo devi vedere sempre a Napoli Osimhen, e quello che hai visto all'inizio, quando Osimhen ci ha cambiato la formazione, ci ha cambiato il modo di giocare, che cosa hai detto? Perché tu l'avrei detto all'inizio: il Napoli ha comprato Osimhen, arriva Enzo Ursino e dice Osimhen è un pacco. Benissimo. Quando uno dice una cosa del genere senza vederlo giocare, puoi o indovinare o dire una stronzata. Io preferisco non dire niente perché non indovino, ma non dico nemmeno una stronzata. Tu hai voluto dare il tuo giudizio, va benissimo. Che cosa ti fa dire adesso la conferma e ti stai atteggiando? Io l'ho detto dall'inizio, è un pacco. Che hai visto di Osimhen? Hai visto 5 partite, 5, e adesso che sta tornando dall'infortunio. Che cosa hai visto di Osimhen? Ti dico quello che ho visto io. Ho visto un giocatore che ci ha cambiato il modo di giocare, che motocicletta, questo è Osimhen. Giocatore che ci ha cambiato il modo di giocare, che improvvisamente dal 4-3-3 Steller siamo passati al 4-2-3-1 propositivo e verticale. Ma si sente abbastanza come volume? Non lo so. Allora, perché il Napoli femminile non porta la stessa maglia dei maschietti come le altre squadre italiane? Bellissima domanda, Maximal, bellissima domanda. Credo che quando si parla di Napoli femminile si parla, prima si chiamava Carpisa Napoli, sono due società distinte e separate. Quindi noi la chiamiamo Napoli femminile perché si chiama Napoli femminile, ma non è il Napoli. Cioè il nome proprio della squadra mi pare che non è più nemmeno Carpisa Napoli, ma si chiama proprio Napoli femminile. Non è la squadra del Napoli, cioè non è gestita dal Napoli, quindi non hanno le stesse magliette, non hanno gli stessi sponsor, non hanno le gestioni, eccetera, eccetera.
Se tu invece vedi l'Inter, la colombiana che sta nell'Inter te una maglia Pirelli, te una maglia chi sta, il Milan, la maglia del Milan. Anche in questo siamo indietro. Abbiamo un imprenditore che ci ha creduto, che ha voluto fare la Carpisa Napoli, eccetera, eccetera, ma non è De Laurentiis. Harry James Potter, no, vedo pure ma proprio no. Vale, mi fai Shine Your Crazy Diamond Shine on Your Crazy Diamond. Non è proprio un pezzo da basso, è più una roba da chitarra, Angela. Siamo tanto sicuri che Luperto non sia Michael, ricordiamocelo. Ruperto è un difensore centrale adattato a sinistra ogni tanto, giusto perché è mancino. Ricordiamoci Luperto che anche al Crotone non è che sta giocando proprio benissimo, le volte che le ho viste, no. Capisco la tua provocazione, però. Domanda off talkie, se ti proponessero a Napoli un lavoro a tempo indeterminato con un discreto stipendio, ritorneresti in Italia in questo 2021? No, Giacomo, mi dipende che significa un lavoro a tempo indeterminato, cioè a fatica, un lavoro qualsiasi con lo stipendio. Ti dico di no, perché io sono venuto qua per seguire i miei sogni e devo, finché posso, inseguirli, e devo seguire questa cosa qua. Non sono venuto qua per i soldi, altrimenti mi aprivo la pizzeria. Quindi l'idea di tornare a Napoli perché con Cruno me era una fatica e io mi porto lo stipendiuccio a casa, però mi ha già scelto tutte le mattine che mi sento male, che non posso suonare, che non posso no, ti dico di no, distinto. Poi un giorno magari, se la musica mi abbandona, è ovvio, io ho fatto tutti i mestieri, faccio di necessità virtù e lavoro, non c'è problema. Ma ci rendiamo conto che Ancelotti aveva fatto meglio? Se lei è un paziente che non ha pazienza, e che paziente è? Abbiate pazienza, buon martedì. Ancelotti meglio no, Salvera, non lo so se contemporaneamente a questa partita c'era già Gattuso l'anno scorso, però il Napoli fino all'ultima partita aveva 13 punti in più di Ancelotti, 13 punti in più, mo al massimo ne avrà 10 se quella là abbiamo vinta. Comunque stiamo là, siamo una decina di punti in più rispetto all'anno scorso, quindi Ancelotti aveva fatto meglio, purtroppo non si può dire. Non si può dire. Ultima notizia, per Cassi di essere l'Atalanta ai ferri corti con Gasperini, ADL ha intensificato i contatti, Giuntoli a fine stagione va via direzione Inter. Il fatto di Giuntoli all'Inter l'avevo sentita, e praticamente questo potrebbe anche avvicinare Meretta all'Inter, secondo me. Vale, ma martedì per caso ci sarà qualcuno in particolare? Occhiali, spottino. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Falco, la faccio piano piano, perché non voglio fare stronzate, però non so bene se... Ah!
Ok, e anche questa è fatta, ragazzi, anche questa è fatta. Fatemi vedere Rostam, iPad Ninja. Ok. Scusate, ma lo dovevo fare perché qua c'è gente che mi lancia delle sfide, delle cose, e io le devo accogliere. Birdland la prossima volta, dai. Birdland la prossima volta. Saperà, tu già sai. Com'era quello là? Mangiare buono. Ma sì, le cose bisogna ricevere input, e gli input poi vanno presi bene. Bobotta è anche un input, sicuramente. Amico Bellino, qual è la tua opinione su Giuntoli? Sono curioso. Roberto Zanninelli: per me Giuntoli vale un altro. Giuntoli secondo me ha fatto degli acquisti interessanti, ne ha fatti alcuni che non hanno funzionato. Alla fine, quando hai un presidente come De Laurentiis, è difficile per me giudicare un direttore sportivo, perché ho idea che Giuntoli magari ti porta delle proposte e alla fine decide De Laurentiis. Quindi io veramente non è che mi voglio tirare indietro la domanda, ma ho difficoltà a capire quanto effettivamente c'è di suo, quanto la scelta di Gattuso, quanto, perché Bakayoko so che è una richiesta di Gattuso, Osimhen no. Osimhen è un'idea per forza di Giuntoli. Non credo che De Laurentiis abbia detto vai a pigliare il giocatore del Lille. Deve essere un'idea di Giuntoli, quindi quella va valutata ancora. Quindi vado in difficoltà. Prossima volta qualcosa dei Primus. Ok, amico mio. Sì, Primus meritano sempre. De Zerbi 4-3-3 di Sariana Memoria o Juric 3-4-3 Mazzarri con orologio incluso per il progetto futuro? Bello Chris, non lo so. De Zerbi oggi perde con lo Spezia 1-2. De Zerbi out. Nel senso, se devo scegliere a volo, io ti dico De Zerbi, perché mi piace quell'idea di dominio, mi piace il passaggio, eccetera, eccetera. Non so se però riusciamo ad avvicinarci a quell'idea di Sarri, perché era troppo perfetto. Domani mattina devo svegliarmi presto per portare Mario Rui dal meccanico. Buonanotte amici bellini, buonanotte Giuseppe, grazie per la tua brillantezza sempre. Vale, Alessandro Gatto ha ragione, dovete prendere Luca Gotti e sarà il nuovo Sarri per voi. Era anche vice Sarri quando era da voi. Paul Rilola, io il catto lo ho in programma, quindi stai tuned anche tu, perché lo dico in anteprima, tanto siamo solo in 300. Ho una bella intervista pronta con lui e quindi lo punzecchierò, perché la rubrica è questa, il Napoli e la Serie A visti da, e quindi dopo aver avuto Neschio voglio il Catto che mi dice cosa ne pensa del Napoli e ascolterò cosa ne pensa. Allora, mi saluti Fablo. Come you are? Sì, per questo mi ero un attimo distratto, perché avevo detto Come you are, che era così. No, non era così. Il Doge, sì, ma infatti ragazzi è tanta roba e quindi chiederò anche a lui un parere. So che lui è un sarrista convinto, io dovrò spiegargli e ripetergli che quelle cose secondo me sono irripetibili, ma devo assolutamente a che livello hai fatto la versione dei Neasin di Birdland?
Mamma mia, Mark, tu mi fai venire voglia di staccare tutto e di andarmi a sentire un paio di dischi. Quanto tempo è che non mi ascolto un disco? Cioè che mi metto sulla poltrona là con le cuffiette solo ascoltare il disco senza fare nient'altro, cioè senza fare il multitasking, che guardi il cellulare, rispondi ai messaggi, solamente un disco, solamente ascoltare un disco, è importantissimo. No Angela, no, catto, attenzione, già ho fatto questa gaffa una volta, non me lo far fare di nuovo. Catto, Alessandro Catto, youtuber che ti farò conoscere in un video di prossima pubblicazione. Vale, mi ha appena Sen Jorge, cioè, ti ha scritto, credo, Jorge, ci saluta affettuosamente, un abbraccio a Jorge, scritto, benissimo, ed è proprio quello che, ragazzi, voi vedrete prestissimo in questo canale, martedì, non dovete mancare. Enzo Orsino, io ti rispondo se ti iscrivi al canale, perché lo so che tu non sei iscritto al canale. Manhattan Transfer no, Anarita. Per questo si è perso il senso della musica. È vero, Marat, è proprio vero. È proprio vero. Profondo Rosso. Come facevo Profondo Rosso? Ah, yeah. Perché sì. Something like that, right? I don't remember anything. In realtà voi siete molto meglio, vi siete messi molto meglio, però io ho già perso la pazienza, mi rassegno, ma è una gioia, e lo so, Biagio, che ma fa, un Napoli che stai, quest'anno questo è. Guarda quante corde ha il basso, amico mio, solitamente sono 4, ma in questo caso sono 6 perché ho voluto strafare. Non ti piacciono i ricatti, non ti rispondere, allora è stata buona, non c'è problema Enzo, non c'è problema. Speriamo che tu abbia torto su Osimhen, speriamo che tu abbia torto su altre cose. Ragazzi, siamo a 2 ore di live, io non voglio tediarvi, io vi ringrazio dei vostri like, della freschezza, del vostro supporto, dei vostri spunti tattici, perché oggi dai vostri commenti c'erano anche delle cose che non avevo notato che mi sono venute in sogno, diciamo. 530 like dalla community degli amici bellini. Noi moderatori applaudiamo voi e io, mentre loro applaudono voi, io applaudo loro e voi. E andiamo. Sol, re, la, mi, e. Allora, Sol sta qua. Questa. Cioè Sol, le 4 corde del basso, quelle centrali, Sol, Re, La, Mi, poi c'è un Si e c'è un Do alto. Ok, ci siamo capiti? Ah, tu l'hai preso pure a fantacalcio, vedi, prendi uno a fantacalcio, dici che non è buono, vabbè. Valerio, vogliamo te come presidente del Napoli, amico mio, Giussana Liro, quindi veramente non potrei fare meglio di De Laurentiis, quindi sotto questo punto di vista è meglio di no. Ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo domani mattina presto per il video di approfondimento, dopodiché ci saranno altre cose, è importante. Niente, I think that's it. I think the only thing that you can do is to sing with me this song. You know it. Dai! Facile.
Anzi no, se vi volete sentire la canzone ve la potete sentire tranquillamente su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, oppure se non avete nessuna di queste piattaforme tranquillamente su YouTube, perché c'è proprio Fragile Mentalmente su questo canale. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento. Ragazzi, il Napoli ci fa intossicare, però io con voi sto bene. Come dobbiamo fare? Cioè, per fortuna che ci siamo noi. Mi posso permettere di dire una cosa del genere? Per fortuna che ci siamo noi, perché per fortuna che ci sono io per voi, ma per voi, per me, perché altrimenti non penso che potrei sopravvivere a questa cosa. Buonanotte a Gio Pellecchio, ha ragione. Buonanotte a Gio Pellecchio.